Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in collegamento sempre nell'ambito della campagna elettorale. Alessandro Ciriani, candidato alle europee di Fratelli d'Italia, e anche uno dei tre candidati a sindaco di Grado, Giuseppe Corbato, candidato per la coalizione di centrosinistra. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente la nostra rassegna stampa nella prima parte della trasmissione. Cominciamo subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmeralpa regionale per capire la situazione generale. Nei prossimi giorni l'anticiclone si rinforza sul Mediterraneo, ma un afflusso di correnti atlantiche umide più fresche in quota interesserà l'arco alpino, determinando ancora instabilità atmosferica. Per quanto riguarda oggi, giovedì 6 giugno, cielo in genere poco nuvoloso su bassa pianura e costa e variabile sulle altre zone. Tra il pomeriggio e la sera sarà possibile qualche rovescio temporale sparso, più probabile sulla zona montana. Localmente non si esclude qualche temporale di forte intensità. Venti a regime di brezza. Per la giornata di domani, venerdì 7, cielo poco nuvoloso su bassa pianura e costa e variabile altrove. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla zona montana tra il pomeriggio e la sera. Localmente non si esclude qualche temporale di forte intensità, specie sulle prealpi. Venti a regime di brezza. Poi sabato ancora un leggero cambiamento del quadro meteo, cielo in genere variabile con maggiori schiarite verso la costa e più nubi sui monti. Tra la pianura e la montagna saranno possibili rovesci e temporali sparsi, specie tra il pomeriggio e la sera, localmente di forte intensità. Queste le previsioni del tempo secondo il sito dell'Osmeralpa regionale. Allora adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste, e vediamo che il Piccolo oggi fa un approfondimento sulla questione sanità, 1 milione di ore straordinarie. Questo la fotografia scattata dalla CGIL del sindacato con le cifre della regione, oltre 27 richiami in servizio. CGIL nel 2023 una media di 3 settimane di ferie non fruite a testa, questo per quanto riguarda la sanità della nostra regione. In 2 anni si è perso un medico su 10 e un infermiere su 5 non è operativo in corsia per limitazioni di salute. I dati della direzione centrale salute rilanciati da opposizioni e sindacati sono la premessa dell'enormità di giornate di ferie residue non fruite, oltre 410.000 nel 2023, 6 su 10 in ASUFC, dai 20.000 dipendenti del Friuli Venezia Giulia, in media 3 settimane a testa. Nello stesso anno sono poco meno di 1.100.000, 4 su 10 nella sola Asugi. Andremo a vedere anche questo approfondimento. Poi volano i ricavi del privato, i big italiani oltre i 10 miliardi. Per quanto riguarda le cronache della città, i 210 anni dei carabinieri, ce la mettiamo tutta per creare sicurezza. Parte la terza vita di Palazzo Dreher, lavori entro luglio, e poi pompiere ucciso dall'amianto, Viminale condannato a risarcire. Vediamo anche la disinfestazione in 3 rioni per la febbre dengue e la disinfestazione ieri sera nell'area del cimitero di Sant'Anna, in questa foto di Massimo Silvano. Poi ancora per la politica nazionale, Tajani a Salvini: se in Europa vuoi stare con noi lascia Le Pen. Formazione e assunzione, scuola per dipendenti pubblici in regione. E poi ancora decreto flussi in Friuli Venezia Giulia, fasulla la metà delle domande. Si sa che c'è un'inchiesta a livello nazionale. Poi ancora il leader russo: Putin, minacce all'Occidente, pronti a colpire i paesi NATO. Per quanto riguarda le culture, l'evento Fascino e rischi dell'opera in TV. E poi per quanto riguarda invece lo sport, basket gara 2, Trieste a Cantù sul maxi schermo, 150 a Desio, gli altri al Pala Trieste davanti al maxi schermo. Una gara 2, quella tra Cantù e Pallacanestro Trieste, da emozioni forti
che potrebbe schiudere ai biancorossi splendide prospettive. Andiamo a vedere ora la prima pagina, sempre del Piccolo Ma di Gorizia Monfalcone, il primo maxi concerto nell'area dell'aeroporto a maggio per Go 2025. Poi ancora Vigili del Fuoco a Grado, entra nel vivo l'iter per il presidio fisso. Sicurezza in banchina a Porto Rose, che è il porto di Monfalcone, la scuola di alta formazione. E poi a Gradisca vediamo duello fra candidati nella sala strapiena, anche a Gradisca appunto ci sono le elezioni comunali. Allora andiamo ora a vedere altri quotidiani, in edicola quest'oggi, facciamo una carrellata rapida delle prime pagine. La Repubblica a Mosca, le mani sul voto dell'Unione Europea, una ricerca del Parlamento Europeo svela l'attacco social della Russia per favorire l'astensione e i partiti antisistema. L'Italia è il paese più colpito, il Cremlino smentisce tutto falso, il G7 a rischio flop sugli asset russi per finanziare l'Ucraina. I timori della Casa Bianca, Meloni eviti Le Pen, è troppo vicina a Putin. Poi ancora l'antitrust multa di nuovo Meta, sfrutta i dati in modo oscuro. Poi vediamo ancora in centropagina D-Day, pronti al sacrificio come allora, 80 anni dallo sbarco in Normandia. Il Sole 24 Ore, lavanderie, noleggi, sport e ristoranti, ecco le categorie più a rischio evasione. Questa è l'analisi del quotidiano economico. E poi ancora Social card, sblocco per i 500 euro in aiuto alle famiglie, servirà per acquistare alimentari, abbonamenti a mezzi pubblici o carburanti. Poi economia dello spazio, nell'era della militarizzazione, sistemi satellitari sempre più fragili. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, scontro su migranti e sanità, questo è il titolo principale. La Premier, il centro in Albania operativo da agosto, la leader PD, fondi tolti alla salute pubblica. Meloni da Mentana sulla 7, la replica Banca Italia e su Borghi ha sbagliato. L'intervista a Elly Schlein, dalla destra solo misure spot. Poi vediamo ancora Putin, messaggio agli USA, Trump perseguitato, lo zar e le armi a Kiev, risponderemo. Poi un articolo attacca Biden, si appisola ira dello staff sul Wall Street Journal. Poi ancora Netanyahu pronto ad aprire il fronte Libano e stallo sulla tregua per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. E poi ancora qui vediamo invece una bella foto di Vasco Rossi che riceve da Sala La Pergamena di Milano e si racconta: incattiviti dai social nei testi io parlo di me, così il cantante, il cantautore rocker sulla cresta dell'onda da tanto tempo. Poi ancora Roma, shock al Superliceo, in classe una lista con le ragazze trofeo, così i maturandi del Visconti. Andiamo a vedere la Stampa, Meloni, tensione sui migranti. Intervista con il premier albanese Rama, ci sono rischi ma non sarà una nuova Guantanamo. La leader in visita agli hotspot in costruzione, Maggi aggredito dalla polizia, cosa succederà a chi sarà chiuso qui? C'è un forte dibattito insomma intorno a questo annuncio, a questa realizzazione per quanto riguarda la gestione dei migranti. Occidente fragile, Biden in Francia per gli 80 anni del D-Day, il Wall Street Journal, il presidente non è più lo stesso. Quel giorno in cui nacque l'Alleanza Atlantica, si fa di due notizie, insomma un unico titolo. Poi ancora vediamo sul Fatto Quotidiano, Albania, sanità, social card, le ultime patacche di Meloni. Questa è la forte critica del giornale, del Fatto Quotidiano. Balle elettorali, passerella a Tirana per i centri migranti fantasma. Allarme sui sondaggi, la carta dei poveri vuota fino a settembre, salute tagliati 600 milioni in un anno. Questi gli approfondimenti, c'è anche il caso Santanchè, ora Santanchè è indagata pure per bancarotta, crack gruppo Visibilia. E poi la destra tradita, libro dell'ex AN accusa la russa, Bocchino e altri. Israele, propaganda con troll e fake news, Hezbollah attacca una caserma. Questa
l'inchiesta che troviamo sul Fatto Quotidiano. Vediamo il Giornale, migranti in Albania ad agosto, incontro Meloni-Rama, ancora appunto la questione migranti e Albania, la Premier ufficializza la partenza del piano, poi a sorpresa da Mentana non ce l'ho coi vostri spettatori. Vediamo ancora dall'Australia a Londra quei normali trasferimenti, la lezione che viene dall'estero. Vediamo ancora Biden confuso e spento dal Wall Street Journal, Putin, l'Italia non è russofoba. Vediamo ancora gli eroi del D-Day e gli ipocriti di oggi e il commento di Alessandro Sallusti. Libero, se questo è un duomo, cita insomma il famoso titolo Se questo è un uomo, ma per raccontare di questa bandiera palestinese esposta sulla facciata del Duomo di Milano ieri da Stefano Apuzzo, ex deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Poi l'intervista a Matteo Renzi, il Green Deal UE è stato un fallimento, voto a Ursula 1. L'intervista a Matteo Salvini, altre armi all'Ucraina solo con la garanzia che siano per la difesa. Domani Meloni spot sulla pelle dei migranti, Rama attacca domani Bugiardi, la campagna delle due leader, Schlein ottimista, la capa di Fratelli d'Italia preoccupata per le sue liste. La Premier in Albania per fare nuova propaganda sui centri non ancora realizzati, scrive e attacca il Domani, ma quali poveri cristi? Il primo ministro critica l'inchiesta sulla criminalità organizzata che infesta il paese, la mafia qui non c'è. L'ONU, clima impazzito, la terra brucia, dati peggiori delle previsioni. Gutierrez, vietiamo alle aziende oil and gas di fare pubblicità. Questo è uno dei suggerimenti per cercare di frenare questo riscaldamento globale. Allora, andiamo ancora sul piccolo, torniamo sul piccolo per vedere le notizie di casa nostra e le questioni della sanità che sono approfondite oggi, dei lavoratori in particolare della sanità, il riposo impossibile. Questo è il titolo forte del piccolo nel 2023, non fruite dal personale in Friuli Venezia Giulia 3 settimane di ferie a testa. Questa è la notizia di oggi che sicuramente farà molto discutere. I giovani che lasciano le corsie, ci sentiamo abbandonati, l'infermiera che dà le dimissioni a 26 anni per l'eccessiva pressione, il tecnico di laboratorio di 33 che decide di cambiare mestiere. Le persone più avanti con l'età fanno fatica ad andare via, da quando ho lasciato il mio responsabile fa le notti, dice questa infermiera giovane. Ancora, intanto volano i ricavi delle cliniche private, i primi gruppi italiani superano i 10 miliardi. Studio di Mediobanca, i dati dei principali operatori oltre il pre-Covid, giro d'affari della salute a pagamento già a 70 miliardi, trend in salita. È davvero un'inchiesta interessante questa che fa il piccolo oggi. Sulle liste d'attesa soltanto uno spottone, invece dicono le opposizioni all'attacco sulle misure del governo. C'è anche, sempre per la pagina politica, hub in Albania, ci faranno risparmiare, così dice Meloni, la Premier a Tirana difende Rama e i siti per migranti operativi da agosto, Magis trattonato e bloccato dalla security. Andiamo a vedere le pagine ora molto rapidamente della cronaca cittadina, della cronaca di Trieste, vediamo se le raggiungiamo rapidamente, eccole qui. Allora ne parleremo anche noi nei nostri telegiornali, vediamo disinfestazioni contro la dengue, contrasto alle zanzare in 3 rioni, la coppia contagiata sta bene, ripulite dalle larve, Chiarbola, Ponziana e Costalunga più il cimitero. Qui vediamo alcune immagini di questa operazione. L'epidemiologo già a capo della task force anti-Covid, Barbone, non c'è un allarme, evitare di esporsi a punture. Poi ancora, pompiere ucciso dall'amianto, il Viminale condannato a risarcire, decisione del Consiglio di Stato, 389.000 euro alla famiglia, primo caso appurato su un vigile del fuoco. L'uomo è morto a causa di una lunga esposizione alle fibre di tuta e
guanti. E poi un'altra notizia di cronaca che vi abbiamo dato anche noi ieri, ora rivedremo anche il nostro servizio: è stato identificato l'accoltellatore, ma la polizia lo cerca ancora dopo l'aggressione in piazza Oberdan. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Polizia e carabinieri sono sulle tracce del giovane aggressore, un 18enne italiano di origine albanese residente a Trieste, che ieri pomeriggio ha accoltellato un 19enne tunisino in piazza Oberdan. Il ragazzo è stato subito identificato ed è risultato, nonostante la giovane età, già noto alle forze dell'ordine. Proseguono dunque le ricerche del responsabile dell'episodio violento, l'ennesimo in città con protagonisti giovanissimi. La vittima ha riportato 2 ferite da arma da taglio ed è stato curato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La ricostruzione dell'accaduto è stata rapida, agevolata anche dal racconto della fidanzata del tunisino. Una sua storia su Instagram avrebbe scatenato il diverbio tra i due, che è proseguito poi dal vivo vicino a un bar in piazza Oberdan. La scazzottata è degenerata con l'utilizzo anche delle sedie del locale, fino a quando il 18enne ha estratto il coltello, ferendo l'altro ragazzo con 2 fendenti al braccio. Quindi la fuga dell'aggressore sporco di sangue verso la zona della stazione e poi verso via Udine, dove le sue tracce si interrompono. Ancora notizie di cronaca. Allora, l'incidente, scontro fra un trattore e una motocicletta fra Opicina e Prosecco, è successo ieri, è rimasto ferito un centauro di 62 anni di nazionalità francese, e poi migranti dentro al bagagliaio, passeur fermato e arrestato. Non passa settimana che le forze dell'ordine non catturino uno o più trafficanti di esseri umani. Questa volta si tratta di un passeur di origine russa, aveva a bordo 7 persone, di cui 4 minori, di cui 2 accucciate nel portabagagli dell'auto, quindi tutti stipati all'interno di un'automobile. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Trasportava illegalmente 7 cittadini siriani, 4 di questi minorenni, 2 dei quali stipati nel bagagliaio di un'auto. La polizia locale ha arrestato un passer 25enne di nazionalità russa per presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dopo l'arresto di 4 passer nei giorni scorsi, nell'ambito di un procedimento diretto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è proseguita l'attività di controllo della polizia locale di Trieste sui transiti irregolari sospetti. Questa volta nella zona compresa tra Gropade e Opicina, a seguito di numerose segnalazioni al comando sulla presenza di migranti nelle vicinanze. L'ultimo rintraccio conseguente arresto risale a giovedì 30 maggio. Il nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Trieste, assieme al nucleo interventi speciali, ha svolto un mirato servizio di monitoraggio di alcuni degli itinerari presenti nell'area boschiva tra l'ex confine e la linea ferroviaria, ritenuti dagli agenti potenzialmente fruibili quali vie di ingresso clandestino in Italia. Nel tardo pomeriggio di giovedì gli agenti hanno tenuto d'occhio con particolare attenzione un'autovettura con targa ceca, entrata in Italia da una strada secondaria e poco frequentata. Fermato il veicolo, gli agenti hanno trovato al suo interno, oltre al 25enne conducente del mezzo, 7 cittadini siriani sprovvisti di documenti. Dopo gli accertamenti di rito eseguiti nella caserma San Sebastiano, il conducente è stato arrestato per presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poi accompagnato al carcere di via Coroneo. Sotto sequestro ai fini della confisca il veicolo utilizzato per il trasporto. I cittadini siriani, 4 dei quali minorenni, dopo essere stati rifocillati con bibite e cibo caldo dagli agenti, sono stati ospitati in una struttura locale convenzionata, ma anche denunciati a piede libero per l'ingresso illegale sul territorio nazionale. E ora ci colleghiamo proprio con la polizia locale, ma per parlare del traffico in città abbiamo al telefono l'ispettore Leonello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione e quali sono le segnalazioni per oggi, ispettore? Allora, innanzitutto la situazione per noi al momento è tranquilla, solo interventi di routine questa notte, controllo del territorio, nulla di particolare da segnalare. Per quanto riguarda la situazione attuale, traffico scorrevole, non abbiamo interventi in atto, le pattuglie stanno iniziando, naturalmente prendendo possesso del territorio. Per quanto riguarda la mattinata odierna non abbiamo particolari manifestazioni che vadano a interessare la viabilità. Per le varie note che ho qui in agenda abbiamo ancora riprese oggi cinematografiche nelle zone limitrofe di Piazza Unità, Piazza Cavana e appunto zone limitrofe, brevi interruzioni della viabilità sia pedonali che veicolari, molto breve per permettere queste riprese, nulla di particolare, non dovrebbero creare particolare intralcio.
Per quanto riguarda le ordinanze ANAS, sono lavori di asfaltatura sia in raccordo autostradale 13 che porta le autostrade sia in ex GVT statale 202. Questa sera avremo ancora questa sera la chiusura e anche domani della galleria Carso in direzione Trieste a partire dalle 22 fino alle 6 del giorno successivo, e da oggi verrà chiusa anche la rampa di Farneti in direzione Venezia sul raccordo stradale 13. Questi lavori di asfaltatura, e ci sono anche altri cantieri appunto in ex GVT e raccordo stradale 13, andranno avanti per tutto il mese di giugno, progressivamente chiusure di varie rampe. Altre cose particolari non ci sono, non prevediamo un traffico particolarmente intenso, anche perché il meteo aiuta, quindi con il bel tempo c'è un maggior uso di veicoli a due ruote, quindi in città il traffico è più scorrevole, quindi infatti. Altre cose non ci sono e restituire la linea al momento. Grazie ispettore capo Lionello Schillani, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. La ringrazio a tutti gli spettatori. Allora, noi andiamo avanti a leggere i giornali e torniamo invece sul Corriere della Sera per approfondire i temi nazionali. Qui si parla ancora in primo piano dell'immigrazione. Migranti in Albania, Meloni difende l'intesa, la visita dopo le polemiche sugli hotspot, tensione con Maggi, poveri cristi? Questa è la risposta, insomma. L'affondo di Le Pen contro il patto UE per la ricollocazione richiesto dall'Italia. La mossa di rivolgersi alla Corte di Giustizia. Poi vediamo ancora in TV a sorpresa sulla 7, io sempre, qui si parla di Meloni, io sempre per il confronto, i flussi, ecco i veri dati. Siparietti commentana, tante accuse ma incontinente glielo lascio. Ancora vediamo uno spottone elettorale che costa 800 milioni, quei soldi si potevano usare per la sanità pubblica. Questo è l'attacco di Elly Schlein, la leader del PD, una presa in giro, il decreto sulle liste d'attesa. Ancora vediamo Salvini attacca su cannabis e armi e sente Trump, presto un incontro, strappa foglie di marijuana e assicura senza certezze non voteremo più per gli aiuti a Kiev. Primo piano verso il voto, sondaggio nell'Unione Europea per la Commissione, Draghi batte Ursula, l'ex premier italiano al 49%, la presidente uscente al 47%, questo secondo il sondaggio. I 6 milioni di elettori persi l'ultima volta e la paura dei partiti. Poi ancora andiamo avanti sempre sul Corriere della Sera, lo sanno tutti chi vince, Piemonte la sfida dimezzata dopo lo psicodramma Dem, Cirio vuole il bis, le difficoltà di Pentenero, la scelta solitaria dei 5 Stelle, si analizza il voto appunto in Piemonte. Vediamo invece qui la festa dei Carabinieri, un momento della cerimonia per il 210° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri che si è tenuta qui in questo caso ieri a Bolzano, alta tensione sulle liste d'attesa, riforma seria, no, è un bluff, duello fra maggioranza e opposizione sul decreto per ridurre i tempi della sanità. Si parla molto di questa questione sanitaria, ma si è parlato ieri anche nel nostro telegiornale della festa, della celebrazione per i 210 anni di fondazione dell'Arma. Anche il presidente Mattarella naturalmente è intervenuto, mai come oggi fedeltà ai valori, e ieri abbiamo intervistato anche il comandante dei Carabinieri appunto di Trieste. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Credo che i problemi siano legati soprattutto a un certo disagio sociale che non è solo di Trieste, io credo che sia proprio un disagio generazionale. È chiaro che anche il fenomeno dell'immigrazione ha creato, diciamo, un dissesto nell'equilibrio della sicurezza. Il disagio giovanile e l'immigrazione sono dunque fenomeni maggiormente nel mirino delle forze dell'ordine, secondo il comandante dei Carabinieri di Trieste, colonnello Mauro Carrozzo, intervenuto a margine della cerimonia in Piazza Verdi per il 210° anniversario della fondazione dell'Arma. Noi stiamo continuando a fare periodicamente, settimanalmente, servizi ad alto impatto interforze
dividiamo il territorio tra polizia e carabinieri grazie anche al concorso della Guardia di Finanza e della polizia locale, quindi credo sinceramente che questa città, come tutto il resto della provincia, possa sicuramente vantarsi del fatto di avere forze di polizia che controllano il territorio. Nel 2023 i carabinieri di Trieste hanno ricevuto 12.000 richieste di intervento, hanno disposto oltre 7.000 servizi di controllo del territorio e arrestato oltre 230 persone. Altre 1.600 sono state denunciate in stato di libertà. I dati sono stati diffusi in occasione della cerimonia odierna, durante la quale sono stati anche consegnati riconoscimenti ai carabinieri distintisi in attività di servizio e che è anche l'ultima a Trieste per il comandante Carrozzo. Il bilancio dei 3 anni è stato assolutamente positivo. Io mi portavo dietro un'esperienza a carattere prettamente operativa fatta in altri territori d'Italia, caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata. Ho trovato una terra qui a Trieste intanto bellissima, una economia e una società in crescita, in grandissima crescita, e quello che dico sempre è che nella parabola di crescita il benessere si porta dietro tutto ciò che c'è di buono e a volte si porta dietro anche qualche cosa, qualche criticità che va risolta, ma del resto noi siamo qui proprio per questo motivo. Allora andiamo a vedere ancora sul giornale, torniamo alla cronaca dei paesi anche a noi vicini. Strada per Portopiccolo, chiusa oggi il sopralluogo dei tecnici, quindi sarà l'esito del sopralluogo sul posto, in programma oggi a mezzogiorno, a fornire le indicazioni necessarie per poter dare eventualmente l'ordine di riapertura della strada che porta alla Baia di Sistiana, dalla Baia di Sistiana al comprensorio di Portopiccolo, chiusa da qualche giorno a causa della caduta di alcuni alberi a monte della carreggiata, con conseguente smottamento del terreno sottostante. Poi invece ci spostiamo a Monrupino. La Rocca di Monrupino diventa set cinematografico. La troupe del regista Tony Trupia sale sul Carso per girare la scena finale del film La Primavera, prossima tappa in via Belpoggio, dopo le scene ambientate a San Giacomo e anche a Portopiccolo. Probabilmente questo è il film a cui faceva riferimento prima l'ispettore capo Schillani nel collegamento. Mercato settimanale per aiutare Poggi senza più supermarket. Allora, un mercatino settimanale con i prodotti del territorio per tamponare la mancanza del supermercato riunale che è stato chiuso e non trova alternative per la riapertura. È la soluzione d'urgenza posta in essere dall'amministrazione comunale per Poggi Paese. Il quartiere è rimasto dallo scorso 1° aprile, lo sapete anche voi telespettatori, insomma ne abbiamo parlato più volte. Il quartiere è rimasto senza un punto vendita di alimentari di riferimento a seguito della scelta di Coop Alleanza 3.0 di investire nell'ex Zazzeron di Cattinara, chiudendo l'esercizio di campo Metastasio. Nell'area un punto vendita di alimentari era presente fin dall'84, quando le vecchie cooperative operaie di Trieste, Istra e Friuli aprirono il supermercato rionale, passato dopo il loro fallimento a Coop Alleanza. Poi la scelta improvvisa quanto risoluta di chiudere il negozio. Per far cambiare idea al colosso della grande distribuzione non era bastata la raccolta di firme dei residenti e la mobilitazione politica sia di maggioranza che d'opposizione. L'iniziativa ha superato le 500 firme raccolte, ma non è riuscita a incidere sulla decisione. Ora arriva quindi questo mercatino settimanale per tentare insomma di arginare, sicuramente non basterà, ma è pur qualcosa, insomma, diranno, immaginiamo, i residenti che vorrebbero però naturalmente una nuova attività stabile in quel sito. La rotonda in largo Pestalozzi, pronta a diventare definitiva. L'ordinanza comunale introdotta per gestire il traffico durante il rifacimento della galleria di Montebello rimarrà operativa nell'attuale veste provvisoria in attesa dei fondi per i lavori, quindi diventerà definitiva la rotonda di largo Pestalozzi, che era provvisoria. Qui la vediamo da 2 angolazioni, trafficata da ciclisti e da automobilisti. Quindi il cantiere della galleria è terminato da mesi, ma i New Jersey rimarranno dove sono. La rotatoria di largo Pestalozzi, istituita in via provvisoria,
2 anni fa, con la finalità di dare sfogo al traffico per il tempo di chiusura del tunnel di Montebello, risulta infatti ancora in funzione a 11 mesi dalla fine dei lavori e dalla ripresa della regolare circolazione da Piazza Foraggi a Via Salata. Il Comune pensa adesso a rendere definitivo lo svincolo circolare, dato l'impatto positivo avuto in termini di circolazione e sicurezza, così ha deciso appunto l'amministrazione. Parte la terza vita di Palazzo Dreher, lavori entro luglio per rifare 5 piani, cantiere di 18 mesi con un investimento di 10-12 milioni, via a 24 appartamenti e al posto del museo commerciale, l'ex palazzo della Camera di Commercio. Lo vediamo qui in questa foto. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora andiamo a vedere ancora i giornali oggi in edicola. Si torna a parlare di celebrazioni per commemorare il 1954, Regione pronta ad aumentare i fondi. L'assessore Anzi, l'assessore regionale della cultura, cita i moti del 53. Parla anche lo storico Pupo, finanziare ricerca e didattica, non servono retorica e celebrazione, dice. Le risorse sono limitate al momento, ma le intenzioni ambiziose. L'obiettivo è raccontare ai giovani un moto di popolo che ha coinvolto dei loro coetanei. Quindi questo dice l'assessore alla cultura della Regione Mario Anzi nel comunicare l'approvazione in giunta di un bando da 50.000 euro per il sostegno a eventi legati al settantennale del ritorno di Trieste all'Italia. È una seconda linea di finanziamento, ricorda il vicepresidente della Regione, dopo i 70.000 euro a favore del Comune di Trieste. Sul nuovo capitolo i beneficiari sono soggetti pubblici e privati culturali no profit, enti religiosi e cooperative culturali del territorio che potranno chiedere un contributo fino al 100% della spesa fra i 10.000 e i 30.000 euro per progetti nei settori dello spettacolo dal vivo, delle manifestazioni cinematografiche, espositive e di divulgazione. Questi alcuni insomma dei provvedimenti previsti. Abbiamo già visto la festa dei carabinieri in prima linea, l'encomio a 2 militari per l'uomo con il coltello arrestato in piazza Goldoni, il comandante Carrozzo, percezione di insicurezza più evidente di qualche anno fa, ma le forze dell'ordine ci mettono tutta l'energia, ha detto anche ai nostri microfoni, insomma lo avete sentito. Migranti dentro il bagagliaio l'abbiamo già letto prima, così come identificato l'accoltellatore, ma la polizia lo cerca ancora. Anche qui vediamo il pompiere ucciso dall'amianto, il Viminale condannato a risarcire. Andiamo a leggere qualcosa di questo articolo. È destinata a fare giurisprudenza o perlomeno ad aprire un filone giudiziario la sentenza sull'ennesima vittima di amianto. La vicenda stavolta riguarda un vigile del fuoco triestino morto di mesotelioma a 75 anni. Il Consiglio di Stato ha ora condannato il Ministero dell'Interno a riconoscere alla famiglia un risarcimento di quasi 400.000 euro. SG, queste le iniziali del pompiere, i parenti chiedono riservatezza sull'identità della persona, trattandosi di cifre significative che potrebbero far gola a malintenzionati. Era deceduto nel 2008 a distanza di 2 anni e mezzo dalla diagnosi di mesotelioma pleurico correlato al contatto diretto e prolungato per decenni col pericoloso materiale. L'uomo, come accertato nel corso del processo, aveva subito un'esposizione a livelli elevatissimi di fibre di amianto. Rende noto l'Osservatorio Nazionale appunto Amianto, che ha seguito l'intero caso durante il servizio prestato per 34 anni alle dipendenze del Comando Provinciale di Trieste. All'epoca in cui il pompiere lavorava, dal 10 gennaio 56 al 31 agosto 90, la prassi era quella di far indossare guanti e tute antincendio in amianto agli operatori durante gli interventi d'emergenza. Questo è quindi il risultato, quindi
il Viminale, il Ministero dell'Interno, è condannato a risarcire gli eredi di questo vigile del fuoco. Andiamo a vedere anche come è andata la disinfestazione nei 3 rioni. Prima di tutto la notizia più importante, la coppia residente in via Costalunga che ha contratto il virus dengue, il ritorno da un viaggio in Colombia, entrambi attualmente ricoverati al reparto infettivi dell'ospedale Maggiore, sta bene, fa sapere la SUGI. Anche l'uomo, il cui caso era ancora in fase di accertamento, martedì sera è risultato positivo, mentre il figlio della coppia, che ha viaggiato assieme ai genitori, è fin dall'inizio risultato negativo al test. I casi di dengue rilevati a Trieste nelle ultime settimane salgono così ufficialmente a 4, dopo la 13enne contagiata in seguito a una crociera e l'uomo residente in via del Ronco, risultato positivo al ritorno da un viaggio ai Caraibi. Tutti e 2 i casi precedenti sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore dopo pochi giorni senza registrare particolari conseguenze alla salute. Ma ieri è stata anche la giornata delle disinfestazioni, volte a evitare che il virus si propaghi tramite punture di zanzara. Si è replicato lo schema visto in azione qualche lunedì fa attorno a via del Ronco, con un doppio intervento, larvicida e adulticida, rispettivamente alle 19 e alle 21. Questa volta però a essere coinvolti sono stati 3 rioni di Trieste, ampie zone di Chiarbola e Ponziana, compreso il cimitero di Sant'Anna, insieme a tutta via Costalunga, dove risiede appunto la coppia contagiata. C'è anche l'intervista al dottor Barbone che dice: fino a qualche anno fa era maggiormente diffusa la dengue nei paesi con climi caldi come Brasile o Argentina, ma con la ripresa dei viaggi dopo la pandemia inizia a diffondersi anche da noi. Inoltre il riscaldamento globale sta favorendo il proliferare delle zanzare responsabili della diffusione del virus. Come riconoscere i sintomi? Gli chiede il giornalista Francesco Codagnone. Come riconoscere i sintomi? La dengue si manifesta come una febbre che compare mediamente nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura. Se una persona si contagia per la prima volta, nella maggior parte dei casi la malattia si presenta in forma lieve. Altri sintomi sono mal di testa, nausea, vomito, congiuntivite, dolori muscolari, piccole emorragie. Come si cura? Al momento non esistono farmaci antivirali specifici, in generale l'infezione si risolve entro un paio di settimane. In pochi giorni a Trieste sono stati accertati 4 casi, bisogna preoccuparsi? Gli chiedono ancora. Non direi, tutti i casi accertati a oggi sono importati da persone contagiate all'estero e tempestivamente prese in carico dal sistema sanitario. Come proteggersi? Ancora evitando comportamenti che possano favorire la diffusione e la puntura delle zanzare, utilizzare repellenti personali e zanzariere, procedere con la disinfestazione, non lasciare bacinelle d'acqua o altri ristagni in terrazza o in giardino. Insomma, queste le prescrizioni anche di buon senso del medico e dell'esperto. Andiamo a vedere ancora le notizie dello sport, la pagina sportiva. Scorriamo rapidamente appunto le pagine del Piccolo per vedere che Trieste è da bis stasera. Maxi schermo alle 21 ad Esio, la gara 2 contro Cantù. Candussi dovrebbe essere recuperabile. Il Palasport di Valmaura apre le porte ai tifosi, tutti a condividere le emozioni, e ne parleremo anche nel corso dei nostri collegamenti, ma ora rivediamo insieme il servizio che ieri ha realizzato per noi Bernardo Gulotta. La pallacanestro Trieste accende l'entusiasmo giuliano vincendo gara 1 playoff in casa di Cantù. Non poteva esserci inizio migliore nella serie per l'ambita promozione in A1 da parte del team triestino. Qualità, consapevolezza, sofferenza e reazione hanno contraddistinto la sfida di ieri sera, una vittoria che proietta la squadra a gara 2 in programma domani in quel di Desio. Dopo il primo affondo di Ruzieri, i padroni di casa spingono siglando punti in serie, ma i biancorossi non sono da meno, trascinati da un Ruzier con la freccia rossa, 9 punti nel primo quarto. Il 17-11 esterno porta Cagnardi al primo time out, dopo il quale Cantù rintuzza il mini allungo triestino con Baldi, Rossi e Nicolic, ma le triple di Ruziere e Candussi e un tappin di Menalo mandano Trieste avanti di 10 al primo intervallo, 15-25.
L'inizio di secondo quarto porta Cantù ad accorciare le distanze grazie a 2 canestri di Ikei, ma la squadra di Christian aggiorna il massimo vantaggio a più 15 con Candussi e Reyes per il 21-36 che diventa più 17 con la tripla di Reyes e appoggio di Vildera 24-41. Dopo che Bucarelli aveva spezzato il parziale giuliano. Trieste si inceppa per qualche minuto, Cantù si riporta a meno 11 con 3 punti di Young, i primi della sua partita, ma la tripla baciata dalla tabella di Ferrero fissa il 32-46 di metà partita. Avvio di terzo periodo contratto su entrambi i fronti, a sbloccare il punteggio è Young con un 2+1 che costa anche il terzo fallo di Candussi. Trieste sbanda un po' e si vede Cantù a meno 5 dopo un 9-0 di parziale, 41-46, fermato da Vildera che segna i primi punti biancorossi praticamente a metà quarto. Ai giuliani non riesce più niente, una tripla di Ikei a 1 minuto e mezzo dall'ultimo intervallo segna il sorpasso canturino sul 52-51. Filloy e Brooks riagguantano il vantaggio sul 52-55 dopo 30 minuti di gioco. Nell'ultimo quarto Trieste rialza la testa, non prima della combinata Nikolic-Ikei che aprono l'ultima frazione a suon di triple. Reyes pareggia da 3 a quota 58, Candussi commette il quarto fallo dopo meno di 3 minuti uscendo zoppicando, ma i giuliani con Vildera, Filloy e Reyes trovano 8 punti che dire preziosi e dire poco, anche perché dalla parte opposta Cantù risente della risalita alla bardata, condita dai liberi di Ruzier che chiudono i conti del match. Il primo round va a Trieste, coperta dal grandissimo entusiasmo dei suoi tifosi. Allora, torniamo a leggere il piccolo, ma nell'edizione regionale di Gorizia Monfalcone andiamo a vedere che ieri è stata presentata una nuova scuola per la formazione e le assunzioni negli enti pubblici, approvato in commissione il DDL che istituisce la fondazione a partire dalla Compa Friuli Venezia Giulia dell'ANCI. Resta il no al salario minimo. Il ministro del lavoro Calderone oggi al Bearzi di Udine in Confartigianato. Puntiamo su competitività e produttività. In Friuli Venezia Giulia, decreto flussi, falso il 50% delle domande, l'allarme di Rosolen sulla concessione dei nulla osta per i lavoratori stagionali extra UE, modello troppo vulnerabile, dice l'assessore regionale con delega al lavoro. Poi ci spostiamo in Friuli, la tragedia sul Natisone, le preghiere, l'addio a Patrizia e Bianca in tantissimi a Udine, rito di commiato per le amiche travolte e uccise dalla piena di venerdì scorso. Qui vediamo un'immagine dei funerali di ieri che abbiamo seguito attraverso TV12 anche noi, e allora rivediamo insieme il servizio realizzato proprio in occasione del funerale delle 2 povere ragazze. Precuntatele viață în sine așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată. Mamma Michaela rimane per tutto il tempo con lo sguardo sulla bara della figlia Patrizia, come se le parlasse, come se le raccontasse quello che sta accadendo attorno a loro, quell'incredibile ondata di affetto, forte, più forte della piena del Natisone che li ha travolti. Accanto a Patrizia c'è Bianca, con mamma, papà e sorella, uniti nel dolore e insieme nell'abbraccio che il Friuli ha voluto dare alle vittime di questa tragedia. La Camera ardente gremita di semplici cittadini, molti appartenenti alla comunità romena friulana, ha fatto fatica a contenere le persone presenti. Molti hanno seguito il rito da fuori, rito che è stato presieduto dal decano della Chiesa ortodossa romena del Triveneto, padre Florian Chereches. In questo momento sappiamo di non essere soli, che la famiglia di questi figli non sono sole perché il Signore risorto è con loro. Ed è proprio il Signore risorto che con la sua parola ci invita a agire e vivere questa nostra esistenza con fiducia e con speranza. C'era anche l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, a testimonianza che religioni e culture, riti e lingue si sono fuse nel dolore in un'unica comunità che soffre. Tante anche le autorità presenti, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, la comunità di Campoformido dove risiedeva la famiglia di Patrizia e dove è stato proclamato il lutto cittadino, il procuratore Massimo Lia, il prefetto Lione, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Patrizia e Bianca vestite da sposa. Sopra le loro bare le immagini che le ritraevano in vita, giovani, belle e sorridenti, in contrasto netto con il silenzio, la tristezza e il dolore che hanno riempito la camera ardente. Alla fine infiniti abbracci, pensieri di cordoglio e di vicinanza. Michaela li ha ascoltati uno a uno, una parola per tutti, a momenti un sorriso. Forse racconterà ancora tutto questo a sua figlia nell'ultimo viaggio, quello verso la Romania. E torniamo a parlare delle indagini sulla tragedia del Natisone. La Procura indaga sui tabulati, al vaglio le risposte del NUE, verifiche sulle tempistiche, sulle richieste d'aiuto dei giovani, 4 le telefonate, la seconda è rimasta senza contatto. Faremo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire nel modo più preciso possibile la dinamica dei fatti, ha sottolineato ancora una volta il procuratore di Udine Massimo Lia. Le indagini si concentrano in particolare sulle tempistiche dalla prima telefonata alle 13:29 di Patrizia Cormos al numero unico d'emergenza, cui ne sono seguite altre 3, la seconda delle quali 0 secondi, quindi senza un effettivo contatto tra la studentessa e l'operatore della centrale. Saranno attentamente vagliate le conversazioni per analizzare i toni, le risposte fornite e stabilire come sia avvenuta l'attivazione dei soccorsi. I file sono già stati acquisiti dagli inquirenti, anche quelli relativi alla chiamata effettuata al 112 da un cittadino che segnalava la situazione di pericolo in cui si trovavano i 3 giovani, poi sorpresi dalla piena e inghiottiti dalle acque del Natisone. Per la Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in seguito al ritrovamento dei corpi di Patrizia e dell'amica Bianca, è importante capire infatti se tutti gli operatori coinvolti dalla centrale operativa del NUE e dai Vigili del Fuoco, giunti per primi a Premariacco sotto il Ponte Romano, hanno seguito le procedure corrette. Se ad esempio l'elisoccorso col tecnico verricellista e un tecnico del soccorso alpino a bordo andava attivato immediatamente da chi stava gestendo l'intervento di soccorso. La prima richiesta, abbiamo detto appunto, Patrizia l'aveva fatta venerdì alle 13:29 quando aveva compreso il pericolo, vedendo che l'acqua del fiume stava rapidamente salendo e che lei e i suoi amici Bianca e Cristian, ancora disperso, non si sarebbero potuti salvare da soli. Poi ci sono naturalmente tutte le chiamate alle 13:47, alle 14:07, invece l'elisoccorso è decollato da Campo Formido, è giunto sul posto alle 14:14, troppo tardi per i ragazzi già portati via dalla piena. I casi di dengue a Trieste, l'abbiamo appena letto anche nell'edizione triestina, disinfestazione e contrasto alla zanzare in 3 rioni. Andiamo alle pagine di Gorizia del Piccolo, scorro rapidamente, eccola qui. Allora, il primo maxi concerto nell'area aeroportuale a maggio per Go 2025. Partito l'iter per l'accordo di programma fra Comune, Regione e Consortile. A disposizione 2,5 milioni di euro per i lavori. Si procederà alla bonifica bellica, sicuramente molto importante, trattandosi di un territorio che ha dato spesso, insomma, ritrovamenti non attesi. Moretti, uno sperpero di denaro pubblico, attacca il PD anche sulle promesse di alcuni candidati. Bilancio di Isambiente in ritardo, i sindacati annunciano battaglia. Oggi l'assemblea, assunzioni bloccate, tabella, date concomitanti, il via libera in tempi brevi. Andiamo rapidamente invece alla pagina di Monfalcone. Monfalcone, ecco qui, sicurezza in banchina, scuola di alta formazione all'esordio a Portorosega, una decina di corsi in partenza da luglio a settembre per un minimo di 15 iscritti, 2 milioni di investimenti fra adeguamento degli spazi e acquisto di attrezzature. È stata presentata ieri questa iniziativa, quindi la sicurezza non è uguale per tutti. Il porto di Monfalcone ha specificità nella gestione dei traffici commerciali che non si possono comparare allo scalo di Trieste, dove il business è legato in primis ai contenitori e poi alla merce convenzionale.
Allora, quindi ci sarà proprio un corso specifico. Poi la Al-Filk bloccata da 4 mesi sull'Accosto 3, succede proprio al porto di Monfalcone, aiuti all'equipaggio. Stella Maris, Don Flavio, Capitaneria e l'imprenditore Cattaruzza in prima linea per i marittimi, il fermo della nave per gravi irregolarità. Ancora sempre per quanto riguarda le pagine isontine c'è il confronto tra i candidati a sindaco di Gradisca di Sonzo, dal turismo al CPR, la Gradisca del futuro nelle strategie dei candidati sindaci. Centinaia di persone alla Bergamas, Pagotto rivendica i traguardi, Verdimonti incalza sull'Enoteca e Ursic vuole strade più pulite. Sono questi i candidati appunto a sindaco di Gradisca di Sonzo. Torniamo ai temi nazionali e internazionali, siamo ora sul Corriere della Sera. Abbiamo letto già in prima pagina la questione delle minacce e accuse di Putin all'Occidente. Potremmo armare i vostri nemici, dice le dichiarazioni dello zar ai media. Trump, su di lui accanimento politico, Italia meno russofoba. Queste le dichiarazioni forti. La guerra, smettete di fornire le armi all'Ucraina, ha detto ancora, e tutto finirà in 2 massimo 3 mesi. Biden stanco e rallentato, per lo staff è un attacco politico, un caso l'articolo del Wall Street Journal, il repubblicano McCarthy non è più lui, dice. Le interviste, il quotidiano si affida a 45 interviste per lo più a parlamentari conservatori, e qui lo vediamo appunto Joe Biden, 81 anni, accolto da una guardia d'onore al suo arrivo all'aeroporto di Orly. Più che l'età conta come ha unito il partito a salvare il presidente sarà il voto delle donne, dice l'ex sindaco di New York De Blasio. Bene la stretta sull'immigrazione. Ancora, le attrici britanniche fondano un'agenzia antimolestie sessuali, le TV finanzino l'ente di controllo Me Too non basta. Qui vediamo alcune delle protagoniste di questa iniziativa, tra cui anche Keira Knightley, che ha cominciato, dice qui la didascalia della foto, con Star Wars. Le chiamate, i tempi, i soccorsi, anche qui viene approfondito il caso del Natisone, della tragedia di cui abbiamo appena parlato leggendo Il Piccolo. Acquisite tutte le conversazioni, Udine, le telefonate al vaglio dei PM, il primo elicottero decollato a 100 km dal fiume, a 100 km. Allora credo non si tratti di 100 km, ma andremo magari a verificare, approfondire. Bianca non sapeva nuotare ma non doveva capitarle tutto questo, è piegata dal dolore la signora Rodica, mentre il marito Grigore Doros la abbraccia e prova a confortarla nella camera ardente allestita a Udine. A pochi passi da loro c'è la bara della figlia 23enne, travolta e uccisa dalle acque del Natisone il 31 maggio, mentre si trovava sul fiume nel territorio di Premariacco, nell'Udinese, con gli amici Christian Molnar e Patrizia Cormos. Ogni tanto i Doros si alzano, accarezzano il feretro e poi si risiedono. Da martedì sera sono stretti dall'affetto di centinaia di parenti, amici, autorità, semplici cittadini o colleghi di lavoro. Molta parte l'inchiesta aperta per l'omicidio colposo contro ignoti ruoterà proprio intorno a ciò che si sono detti Patrizia e gli operatori nel corso di 3 telefonate, la prima appunto alle 13:29, la seconda andata a vuoto, quindi altre 2 durate più a lungo. Quale pericolo è stato rappresentato dalla ragazza? Una volta ricevute le richieste sono state rispettate le procedure, i soccorsi sono stati tempestivi, tanti i dubbi che la procura dovrà ora chiarire. C'è poi il nodo della richiesta impiego di 2 elicotteri che sono arrivati troppo tardi per salvare i 3 ragazzi. Prima è stato allertato quello dei Vigili del Fuoco che è decollato da Venezia e poi quello del soccorso sanitario regionale partito dalla più vicina Campoformido. La nostra base aerea più vicina a Udine
Udine e quella di Venezia, chiariscono i pompieri. Gli inquirenti stanno cercando di capire chi e perché abbia allertato il secondo volo e se non fosse stato invece il caso di mobilitarlo fin da subito. Sono in corso verifiche, conclude ancora il procuratore Lia. Le ricerche di Christian Molnar sono proseguite anche ieri, continueranno almeno fino a domenica, dice Michele De Sabata, sindaco di Premariacco. All'opera sono 40 volontari della protezione civile e altrettanti vigili del fuoco, quindi un'ottantina di persone che sta ancora cercando il ragazzo inghiottito appunto dal natisone. La condanna e il pianto, il ritorno in aula di Amanda a Firenze. Parliamo invece di un caso di molti anni fa. Calunniò Lumumba, accolta la richiesta dell'accusa, 3 anni, lei ero sotto shock. Patrick Lumumba era stato indicato proprio da Amanda Knox come presunto colpevole dell'omicidio di Meredith Kercher, per il quale Amanda stessa è stata assolta. La stilista e le sue dichiarazioni, ricordiamo la società Betty Blue amministrata da Elisabetta Franchi è stata condannata a risarcire con 5.000 euro. L'Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni aveva detto, la stilista, assumo solo over 40, ora Franchi dovrà risarcire l'associazione che l'aveva citata. Papà mi chiese tutti i soldi indietro ma non l'ho ucciso, gli volevo bene. Il trader assolto, posso girare a testa alta. Si tratta di Stefano Molducci, 41 anni, di Castrocaro, trader finanziario. Per lui la procura aveva chiesto l'ergastolo. Questa l'intervista che troviamo oggi sul Corriere della Sera. Torniamo invece alle pagine sportive, quelle del piccolo. C'è anche il tennis, oltre al basket di cui vi abbiamo già parlato e di cui torneremo a parlare nei nostri collegamenti fra poco anche con Marco Stabile. Qui c'è la vittoria, sorella d'Italia, il titolo, dopo Yannick Sinner anche Jasmine Paolini giocherà la semifinale a Roland Garros. La vittoria su Rybakina vale la top 10, se oggi si ripeterà con Andreeva potrà sognare, quindi il tifo è anche per questa tennista. Gli azzurri centrano la semi nel doppio con Paolini Errani e Bolelli Vavassori. Questi i risultati. La vittoria appartiene al più tenace, potrebbe essere stato coniato per Jasmine Paolini il motto che in francese e in inglese separa le piccionaie dalle tribune del Philippe Chartrier, altrimenti una ragazza di 163 centimetri non sarebbe riuscita a centrare la semifinale appunto come Yannick Sinner. Questo è il brillante risultato di cui si parla oggi su un po' tutti i quotidiani, ma anche naturalmente sul piccolo. Allora, ancora qualche notizia dalle pagine del piccolo, sempre per quanto riguarda le notizie di carattere internazionale. Allora andiamo a vedere quello che succede in Medio Oriente. Stallo nei colloqui con Hamas, l'ala radicale contro Bibi Netanyahu. Lo Stato ebraico è pronto ad un'azione molto forte nel nord e la roadmap per Gaza incontra crescenti difficoltà. Lo scoglio principale è sempre la tregua. E poi ancora per il Medio Oriente sale la tensione in Libano, spari vicino all'ambasciata. Aperto il fuoco davanti alla sede diplomatica degli USA a Beirut, 2 feriti, è stato un siriano. Si inasprisce la caccia ai profughi in fuga dalla guerra. Allora ci dobbiamo fermare ora per qualche minuto di pubblicità, ci rivediamo subito dopo in collegamento con il primo ospite di oggi, sarà Alessandro Ciriani, candidato alle europee di Fratelli d'Italia. A fra pochissimo.
Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora siamo in collegamento, come vi dicevo, con il candidato alle elezioni europee per quanto riguarda la circoscrizione appunto del nord-est, Luca Ciriani Alessandro Ciriani, l'ho confusa con il fratello, mi scusi tanto per l'errore, immagino le capiterà spesso. Assolutamente, infatti, ma non è un problema. Non è un problema, andate d'accordo immagino. Allora, Alessandro Ciriani di Fratelli d'Italia, abbiamo già avuto ospite in studio qualche giorno fa, continua questa campagna elettorale, ormai siamo davvero agli sgoccioli, manca pochissimo all'appuntamento con il voto. Commentiamo insieme a lui alcuni dei temi forti che sono sui giornali quest'oggi, a cominciare dalla questione dei migranti, della gestione e il provvedimento di costituire questa sorta di hotspot in Albania. Ieri lo vediamo sui quotidiani, oggi Meloni ha difeso questa intesa dagli attacchi che arrivano, insomma, per quanto riguarda il provvedimento dei migranti in Albania. La visita è venuta dopo le polemiche proprio sugli hotspot, c'è stata anche un po' di tensione. Allora, come commenta sia le critiche che sono piovute su questo tipo di provvedimento e sia poi le parole proprio di Giorgia Meloni? Ma guardi, non mi meravigliano le critiche, mi sarei meravigliato se la sinistra non avesse criticato questo provvedimento, così come critica sistematicamente qualsiasi iniziativa politica che provenga da Giorgia Meloni. In realtà questo è un grande passo in avanti. Faccio notare al PD che la Meloni non è sola, al contrario, qualche settimana fa, anzi una decina di giorni fa, 14 paesi europei, quindi la maggioranza più l'Italia, quindi 15, hanno sottoscritto una lettera inviata alla Commissione europea nella quale chiedono di poter sviluppare, rafforzare le politiche di contenimento dell'immigrazione illegale, tra cui anche utilizzando il modello Albania, un modello che è apprezzato anche dagli Stati Uniti e che è apprezzato persino da Scholz, quindi dai socialdemocratici tedeschi. E in realtà la sinistra deve trovare innestare sempre qualche spina irritativa in un dibattito che dovrebbe essere molto più serio. È chiaro che dobbiamo alleggerire la presenza di persone straniere illegalmente arrivate nel paese, ma non possiamo riempire sempre solo ed esclusivamente gli hotspot italiani. In questo caso c'è un accordo con un paese, l'Albania, che si appresta con un percorso di entrare anche nell'Unione Europea, e mi sembra una cosa di assoluto buonsenso, che si unisce ad altre strategie, cioè a quella degli accordi internazionali con la Tunisia, a quella degli accordi internazionali con l'Egitto, a quella che le interlocuzioni crescenti con la Libia, con i primi passi del piano Mattei. Quindi mi sembrano, come dire, tanti tasselli di un mosaico dove finalmente l'Europa non si gira più dall'altra parte, ma inizia a discutere coralmente di come affrontare un tema epocale come quello dell'immigrazione. Aggiungo una cosa, si è detto che si stanno spendendo dei soldi che, l'ha detto la Schlein, che andavano spesi sulla sanità. Certo, bisogna spendere sulla sanità, ma bisogna spendere anche sul contenimento dell'immigrazione per governare questo fenomeno. E giustamente la Meloni ha risposto che in termini di sprechi la sinistra non può dare lezione a nessuno, visto che è appena stato certificato che gli abusi, cioè le frodi legate al superbonus, ammontano a 17 miliardi di euro. Quindi lezioni da chi ha bruciato i soldi degli italiani in questo modo di Senato francamente non le prendiamo. Allora, poi approfondiamo anche i vari aspetti, perché ci sono delle mail che sono già arrivate anche su questo argomento. C'è una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, ma fino a quando non avrò risposta io chiamerò. Io mi sentirei in imbarazzo se fossi in questi candidati che si candidano per le elezioni europee. Almeno mi informerei dove vado a fare propaganda politica, perché lei andrebbe a fare propaganda politica a San Marino? Pensa che la Francia fa propaganda politica? Ma non siamo politica. San Marino, Fulvio, via. No, siamo nel territorio libero di Trieste. Del 1954, solamente sotto amministrazione civile provvisoria del governo italiano, e non vengono rispettate le leggi. La CISIM un attimo fa, che avete fatto la pubblicità, ha detto che le leggi vanno rispettate. Allora io tiro fuori il trattato di pace, il memorandum di Londra, il trattato di Osimo, gli accordi di Helsinki, la convenzione di Vienna sui trattati, e voi cosa tirate fuori per dire che qua è sovranità italiana? Il più bel paese del mondo, l'Italia, che ha con dei politici che sulla questione di Trieste
tirano fuori, come ha detto Giacomelli, delle fregnacce. Lo ha usata Giacomelli pochi giorni fa, delle fregnacce. Allora tiriamo fuori il trattato di pace, venite pure qua come ospiti, ma benissimo. Va bene, grazie ha sempre Fulvio. Accolto tutti, però vuole essere, a voi manca il rispetto. Manca di grazie rispettare Fulvio. le persone. Allora, questa è la puntualizzazione che fa quasi tutte le mattine il signor Fulvio, insomma, dicendo che non vengono rispettate le leggi e che siamo territorio libero di Trieste. Più persone, più politici, candidati gli hanno risposto, credo l'abbia fatto anche lei, forse la volta scorsa, immagino, no? se non ricordo male. Sì, sì. Ecco, quindi è tornato comunque sul tema. Mentre il signor Nevio ci scrive sul tema di cui parlavamo prima, buongiorno Sveglia Trieste, il governo Meloni dice ha deciso di portare i migranti in Albania, non è che dopo fuggiranno per raggiungere Trieste per poi andare nei paesi europei per trovare una vita migliore, salvo che non costruiscano dei veri e propri lager in Albania, cioè fa questa prospettiva insomma inquietante, no? Beh, insomma, è un po' più probabile che arrivino a Trieste magari da Gradisca, da hotspot o CPR sparsi per l'Italia, che non quelli messi in Albania, i cui controlli però non sono disumani, ma se devono seguire tra l'altro quella che è la giurisdizione italiana. Si tratta di un alleggerimento logistico che è di puro buon senso, dopodiché se qualcuno ha la ricetta, la bacchetta magica e il taumaturgo per risolvere il problema migratorio, beh, ce la presenti questa ricetta. È evidente che per contenere il fenomeno migratorio occorrono politiche particolarmente raffinate, particolarmente complesse, e questa è una parte diciamo così, dell'insieme delle politiche che vanno messe in campo per il contenimento. Noi abbiamo bisogno sicuramente di quote di migranti, lo richiede il nostro sistema industriale, imprenditoriale, ma quote, quindi definite col mondo della produzione. Non abbiamo bisogno invece delle porte aperte, degli arrivi discriminati, e in qualche maniera dobbiamo fare in modo che chi entra illegalmente possa essere contenuto all'interno di strutture per il suo riconoscimento e valutare se ha diritto in qualche maniera a poter rimanere nei nostri paesi, seppure bisogna applicare procedure di espulsione. Faccio anche notare che la politica particolarmente intensa della Meloni sul fronte internazionale è finalizzata anche ad un obiettivo che molti italiani non conoscono, cioè la stipula di accordi bilaterali con i paesi di partenza per poter effettuare l'espulsione, perché altrimenti, se non esistono questi accordi, i paesi non ricevono gli immigrati illegalmente presenti nel nostro paese che devono essere rimpatriati. Quindi è chiaro che tutte le misure sono perfettibili, ma è chiaro anche che da qualche parte bisogna partire. Certo, ora ci colleghiamo con il nostro Marco Stabile che sta raccogliendo una protesta da parte delle venditrici di fiori, delle fioraie che stazionano davanti al cimitero in relazione alla questione dei parcheggi. Allora, buongiorno Marco, a te la linea. Lo vedo pronto, ancora qualche istante, vediamo se ci sente. Marco Stabile, vediamo se è pronto a partire il contributo. No, c'è ancora qualche piccola difficoltà, magari lo recuperiamo fra un attimo, ma ecco, vediamo se riusciamo a sentire Marco Stabile in collegamento con noi davanti al cimitero. C'è qualche difficoltà tecnica? No, vedo che c'è qualche problema, allora lo risentiamo fra un po', ci ricolleghiamo con lui. Allora, andiamo a leggere invece un'altra mail, sempre sul discorso di cui parlavamo prima. Buongiorno, ci scrive Piero, circola sui social, tra cui il sito dell'ANSA, il video in cui un presunto parlamentare, dice il parlamentare di Più Europa, di Stati Uniti d'Europa credo, attacca il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni durante la sua recente visita in Albania. Il parlamentare si lamenta poi di essere stato trattenuto in maniera decisa dalla sicurezza albanese, che il fatto sia un attacco alla democrazia. L'agire della sicurezza è stata ovvia, come il malcelato tentativo di crearsi uno spot elettorale con la solita supponenza, ritiene Piero, insomma, sulla vicenda Maggi, no? Se non ricordo male. Vuole commentare insomma anche questo episodio che è oggi su tutti i quotidiani?
ma guardi, Maggi va interpretato all'interno dell'alveo politico in cui è nato e cresciuto, che è quello pannelliano, quello della Bonino, quello dei radicali, che erano abituati a queste azioni eclatanti pur di avere un pizzico di visibilità. Devo dire che in questo caso poteva evitare una brutta figura, non ci si presenta dinanzi ad una visita ufficiale, comunque di un capo di governo, ad un altro capo di governo, da soli tra l'altro, per tentare di bloccare quella che era una iniziativa annunciata da tempo. È chiaro che la sicurezza non l'aveva immediatamente riconosciuto e l'ha bloccato, tutto qui insomma, ma non l'hanno malmenato, non l'hanno trattato come un appestato, non l'hanno neppure non gli hanno neppure impedito di fare la sua manifestazione. È chiaro però che puoi essere un parlamentare, puoi essere un diplomatico, ma occorre il rispetto delle regole, il rispetto del contesto in cui ti trovi. C'è il tuo Presidente del Consiglio, se devi contestarlo, contesti con le forme, con i modi che ti sono consentiti, e non invece magari mettendo in piedi quello che qualcuno potrebbe derubricare, uso un brutto termine, una pagliacciata. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci ora con il nostro Marco Stabile. Buongiorno Marco, a te la linea, lo vediamo pronto davanti al cimitero. Allora siamo davanti proprio al cimitero di Sant'Anna, dove sono già al lavoro le fioraie, come ogni mattina, le quali ci hanno segnalato anche attraverso il nostro Umberto Bosazzi dei problemi relativamente alla sosta selvaggia per il concerto di Ultimo. Buongiorno e ben trovata signora. So che voi siete qua ogni mattina a lavorare, avete giustamente le vostre esigenze. In occasione del concerto della settimana prossima e della settimana scorsa ci sono stati alcuni problemi. Molti problemi, praticamente già dalla mattina presto, verso le 8, i vigili dicevano alle persone di parcheggiare qua davanti al parcheggio, però non pensando che qua il parcheggio per il cimitero è per i defunti, quindi le persone venivano qua arrabbiati, o chi andava via o addirittura mettevano in mezzo alla strada e andavano dentro. Quindi io personalmente mandavo via le persone tutta la mattina, ma questo è un problema anche per noi, cioè meno guadagno, perché la gente andando via noi siamo qua per nulla e questo non è giusto. Adesso c'è un altro concerto e di nuovo sarà lo stesso problema, anzi di più, perché è un concerto che sarà più persone. Certo, quindi chiedete insomma delle misure per evitare che questo weekend si ripeta la stessa cosa. E noi chiediamo che almeno fino all'ora fino alle 20 della chiusura del cimitero non li mandano qua a parcheggiare, perché questo parcheggio è proprio per il cimitero, per i defunti, e loro non capiscono. Qua non può essere che la gente parcheggia e va al concerto. Comunque questo problema è anche durante la settimana. Il disco orario che esiste nessuno lo tiene considerato. Dice parcheggia chiunque. Parcheggiano e vanno in città, vanno a pranzo, vanno al burlo, indifferente, o a lavorare, parcheggiano la mattina presto e tornano alle 5. Non può essere. Dovrebbe essere più controlli. Signora, chiedo anche a lei, perché penso che è una battaglia comune, no, per avere a disposizione i parcheggi per le persone che si recano al cimitero. Sì, non è possibile andare avanti così. Ogni giorno la lotta per i parcheggi, ogni giorno. Vengono, parcheggiano e tornano all'1, alle 2 o direttamente alle 6, alle 7. E noi là a dire un parcheggio per cimiteriale. Neanche per niente, proprio zero assoluto. In più in occasione del concerto è stata una situazione ancora più complessa. Tragica, perché non sapevamo dove mandare la gente, la nostra gente, quella che viene alla domenica a comprare i fiori. Noi siamo rimasti qua a guardare un andirivieni di macchine, così. Ecco, ripetiamo poi, la domenica è un giorno particolare, nel senso che c'è un maggior afflusso di gente, giusto? Sì, in teoria sì. Perciò sarebbe bello che i vigili o vengano qui e si mettano lì a fare il loro lavoro e a spartire il traffico. Benissimo. In altre occasioni. Allora facciamo così, Laura, ti restituisco la linea così riuscite a commentare anche in studio, poi naturalmente vedremo se ci potranno essere soluzioni per quanto riguarda questo weekend, dopo i problemi per i concerti di Ultimo, per quello di Pezzali e poi per, diciamo, le attività
giornaliera, perché effettivamente questo disco orario, diciamo così, viene utilizzato da ben pochi e evidentemente anche poco controllato. Grazie a Marco Stabile e anche alle signore insomma, che hanno chiarito bene quello che è il contenuto della loro protesta. Immagino che insomma, chiedano semplicemente più controllo, no? Per poter svolgere la loro attività e per poi non soltanto, appunto, abbiamo sentito in casi eccezionali come i concerti, ricordiamo anche domenica ci sarà il concerto di Max Pezzali, domenica scorsa c'è stato quello di Ultimo, ma anche in altre situazioni magari più quotidiane. Allora c'è una telefonata che sta attendendo di essere mandata in onda. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Dino. Io volevo chiedere una cosa ai rappresentanti Fratelli d'Italia. Sì, dica pure. Come mai Fratelli d'Italia mette nelle liste persone che sono state condannate, tra cui anche ex onorevole Sgarbi, vice segretario, fatto dimettere dalla Meloni, condannato e messo nella lista per le europee. Io questa cosa come persona, come cittadino, non posso accettare. La stessa cosa mantenere un ministro che ha rubato i soldi ai propri dipendenti. Poi la questione dell'Albania. Siamo partiti con 200-300 milioni, siamo arrivati a 1 miliardo di spesa. Ma queste sono cose che prendono in giro i cittadini. E la sanità? E le case private, data di oggi, ne parliamo anche di questo. E la sanità e le persone pagano in tasca sua. Ma non è una vergogna questa. Ok, queste le richieste del signor Dino, insomma, che non ha gradito questa candidatura in particolare. Vuole rispondere al nostro telespettatore? Sì, rispondo dicendo che prima di condannare una persona bisogna aspettare l'ultimo grado di giudizio e non invece seguire il percorso francamente censurabile, tipicamente italiano, di condannare una persona quando gli arriva un avviso di garanzia o quando magari ha subito solamente una prima parte del processo. E la seconda cosa è che l'autentica vergogna non è quella di investire i soldi per bloccare l'immigrazione, ma semmai quella di non averlo fatto prima. Per cui prima ci si lamenta adesso che il fenomeno migratorio ha assunto delle dimensioni, delle connotazioni preoccupanti e prima nessuno però ci aveva pensato. Non ci aveva pensato l'Europa che aveva girato le spalle all'Italia, non ci aveva passato i governi italiani. Oggi che c'è un governo invece che vuole mettere seriamente il paese sui giusti binari per gestire, governare, controllare, limitare l'immigrazione, qualcuno si permette anche di eccepire che bisogna spendere dei soldi. Non so cosa dovremmo fare, come si fanno gli investimenti per poter controllare un fenomeno così grande. Lo facciamo con i soldi del Monopoli? È evidente che servono risorse e non sono risorse sottratte alla sanità, sono risorse complementari. Vedi, io faccio il sindaco e so benissimo quali sono queste dinamiche, perché se metto più soldi per lo sport dicono che bisogna finanziare la cultura, se finanzi la cultura ti dicono che devi finanziare lo sport, se le metti sulle scuole ti dicono che servono per le strade, se le metti sulle strade servono per le scuole. È una dinamica francamente inaccettabile. Ci sono varie poste di bilancio all'interno dello Stato e vanno finanziate secondo quelle che sono le priorità. L'immigrazione oggi è una priorità e se l'Italia pretende dall'Europa maggiore attenzione non può però l'Italia stessa far finta di niente e non mettere qualcosa, diciamo, per iniziare una propria politica interna di contenimento all'immigrazione. Dopodiché giusto richiamare il proprio dovere anche gli altri 26 partner europei. Allora, sempre in tema di immigrazione, poi parliamo anche dell'altro argomento di cui ci parlava il telespettatore, che è la sanità, che è anche presente molto sui giornali di oggi. Riguardo l'immigrazione invece c'è anche l'approfondimento oggi sul piccolo, ma è presente anche a livello nazionale negli altri quotidiani, sul decreto flussi, falso il 50% delle domande, quindi anche qui da noi l'allarme è stato lanciato dall'assessore regionale Rosolén sulla concessione dei nulla osta per i lavoratori stagionali extra UE e dice l'assessore è un modello troppo vulnerabile. Dopo il caso della Campania anche qui si sono fatti i conti e il risultato insomma è abbastanza sorprendente, no? Falso il 50% delle domande, non è poco. Beh, è la dimostrazione però di quanto ne abbiamo detto in tantissimo tempo, cioè che esiste un'immigrazione legale, cioè che esistono imprenditori che hanno bisogno di manodopera e quindi chiedono attraverso i click day di poter avere personale. In questo caso parlavamo però degli stagionali ed esiste invece una rete diffusa di illegalità che sfrutta
gli uomini, cioè sfrutta proprio gli esseri umani, li fa venire qui in cambio magari di soldi, in cambio di un permesso di soggiorno ottenuto illegalmente. Però è anche la dimostrazione di come i controlli funzionino, perché l'allarme dato dall'assessore Asolè si accompagna all'allarme dato da moltissime altre regioni in cui il tasso di evasione, chiamiamolo così, il tasso di mancato rispetto alle norme è particolarmente alto, ed è uno dei tasselli di cui parlavo prima, cioè gestione del fenomeno migratorio significa anche rompere alla radice, rompere alla base la possibilità di far venire qui chi in realtà poi non andrà a lavorare, ma probabilmente entrerà in qualche rete decisamente più opaca, se non illegale. Allora c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno. Sono un po' giù di voce a causa dell'allergia, mi scuso. Ma è un problema un po' comune qui, anche qui in studio, e annuisce anche l'ospite, quindi allora, siamo messi male. Dica pure, Vladi. È caduta anche la linea, ci dispiace, provi a ritelefonarci, signor Vladi, è un affezionato telespettatore di Tele4. Vediamo ancora una segnalazione da parte dei nostri telespettatori. Questa è una segnalazione puntuale, riguarda via Ponziana all'altezza del numero 16, ci scrive Sonia. In mezzo alla carreggiata c'è un tombino molto pericoloso, l'asfalto che lo circonda sta cedendo, quindi il tombino è molto alto rispetto alla strada. L'ho preso con lo scooter, stavo per cadere. Ieri una macchina lo ha preso con il fondo macchina. Questa è la mia seconda segnalazione, ma nessuno fa nulla. Speriamo che non succeda un grave incidente prima di riparare il manto stradale. Allego anche la foto del tombino, che ora apriamo, ecco, in un'altra scheda. Eccola qui, quindi via Ponziana numero 16. Cerchiamo di far intervenire qualcuno. Grazie alla signora Sonia per la segnalazione, è importante, insomma, prima che qualcuno si faccia male. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sei in linea? Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno a lei Bucarella, alla gentile redazione di Tele4, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Allora, io volevo fare un commento. Ieri ho fatto un articolo sulla Stampa Internazionale, che ormai è l'unica libera. Cioè, tra l'altro che qua ormai in Italia siamo passati dal 44esimo posto come libertà di stampa al 58esimo, no? Allora, lì il governo Meloni, che è stato eletto col popolo, ha sposato, ormai alla luce di tutti, ha sposato appieno la linea politica di quell'immondo, capo di governo che c'era prima, no? Stiamo diventando, guerrafondai. Stiamo impoverendo il paese, nonostante che dicano tanti bei numeri, c'è tutto, basta andare a vedere le statistiche Istat, c'è tutto quanti gradi di benessere in picchiata, però, e poi tra l'altro la finta che fanno sul discorso dell'immigrazione, l'immigrazione clandestina, che alla fine sono tutte quante menate. Menate perché? Perché ho letto sulla Stampa Internazionale, e lo dico proprio d'ogni anteprima, no? Che c'è uno studio da parte del governo americano, ripeto, c'è uno studio da parte del governo americano, in cui stanno valutando l'idea di mandare il loro eccesso di immigrati clandestini, ripeto, il loro eccesso di immigrati clandestini in Italia. Credo proprio in Italia? Perché in Italia? In Europa forse? Almeno? No, Bucarella, io le cose le seguo. In Italia, non hanno detto Europa. Allora, ormai appare evidente che il governo Meloni, con tutta la sua struttura, è diventato il giardino di Bruxelles, e ci stiamo. Siamo, la parte finale dell'intestino del mondo, almeno mondo americano, anglofono. Va bene, insomma, abbiamo capito qual è la sua richiesta. Sarebbe carino magari se ci citasse meglio le fonti di questa fantomatica stampa internazionale, la più libera, eccetera. Però non so, voleva dire qualcosa sempre sul tema comunque immigrazione. Dice il signore, stiamo diventando un po' lo zerbino, il rifugio per tutti i migranti del mondo, insomma, pare di capire. A parte che non ho capito quale sia lo scivolamento autoritario di questo paese, la privazione della libertà di stampa, sembra quasi la descrizione di un paese sudamericano sotto una dittatura o la Corea del Nord. Non è assolutamente così, fa parte di una narrazione tipica di un certo
mondo. E sarebbe interessante vedere questo documento che prevede che gli immigrati americani vengano in Italia. Insomma, siamo nel mondo della fantasia. Per quanto riguarda la subordinazione a Bruxelles, mi pare che mai, come in questo ultimo anno e mezzo, l'Italia abbia puntato i piedi opponendosi a direttive contrarie agli interessi nazionali, opponendosi a quella che è la maggioranza del Parlamento europeo socialista. Cioè, faccio notare che attualmente a governare l'Europa non c'è il centrodestra, non c'è Giorgia Meloni, ma c'è il Partito Socialista Europeo con l'alleanza variabile del Partito Popolare Europeo. Conseguentemente dire che l'Europa è zerbino di Bruxelles è una sciocchezza, anche perché Fratelli d'Italia si candida proprio per riformare l'attuale maggioranza che governa il Paese. Siamo stati abbandonati, questo sì, sul tema dell'immigrazione, però forse l'ascoltatore dovrebbe leggere meno la stampa internazionale più quella italiana. Circa un mese fa è stato siglato il patto per l'immigrazione europeo, sottoscritto da tutti i 27 paesi, con i quali per la prima volta su iniziativa italiana tutti i 27 si impegnano a mettere in campo misure, strumenti e interventi per bloccare il traffico di esseri umani, per il controllo dei confini, per la distribuzione dei profughi e anche per il blocco delle partenze primarie, a cui si aggiunge la famosa lettera di cui parlavo prima di 15 paesi, quindi la maggioranza, che chiede alla Commissione europea misure più incisive per il contrasto all'immigrazione clandestina e anche di adottare il sistema Italia, quindi compresi gli accordi con l'Albania, per fare in modo che ci sia un governo più preciso, più corretto, più performante in tema di contenimento dell'immigrazione. Quindi mai come in questo momento sulle direttive europee dell'agricoltura, quelle sull'industria, quelle sul packaging, quelle sui patti finanziari, l'Italia è stata autonoma, indipendente e autorevole nel contrastare quello che è stato il vero autoritarismo europeo. Quindi questa è la verità, non zerbini, tutt'altro. Allora, addirittura ricevendo l'accusa di essere sovranisti, quindi voglio dire... Infatti, quindi forse anche il contrario, no? Esattamente, agli antipodi. Allora, torniamo da Marco Stabile, che nel frattempo si è spostato ed è andato proprio davanti allo Stadio Rocco per parlarci dell'appuntamento che ci attende nel fine settimana. Allora, nuovamente a te la linea, Marco. Sì, Laura, bentrovati i telespettatori di Tele4. Abbiamo parlato subito degli effetti collaterali dei grandi eventi a Rocco, ma dobbiamo tornare a parlare appunto dei concerti a Rocco, perché dopo quello di Ultimo domenica scorsa, che ha registrato presenze superiori alle 20.000 unità, ora è la volta di Max Pezzali, che questa domenica, stesso orario, ore 21, stadio dedicato al Paron, sarà qui a Rocco in un concerto ancora più partecipato. Sono oltre 23.000 italiani già staccati, ma si prevede la possibilità di andare sold out, quindi tra i 25 e i 26.000 biglietti che potrebbero essere appunto questi ultimi venduti proprio nelle ultime ore. C'è grande attesa, come vedete non c'è diciamo così, il dispiegamento dei giorni precedenti, già perché manca ancora qualche giorno in più rispetto all'inizio del concerto, quindi non ci sono ancora le transenne, ma ovviamente è previsto un afflusso straordinario di pubblico, alberghi pieni non solo a Trieste, anche nelle vicinanze, perché si tratta chiaramente di un tipo di concerto, di un tipo di pubblico transgenerazionale. Max Pezzali viene ascoltato dai 15 agli 80 anni, quindi ovviamente abbraccia un pubblico molto più vasto rispetto a quello di anche i bambini Ultimo. Sono fan. Anche prima, giustamente, vero, ricordi i bambini nostri, sia la mia che il tuo, già ascoltano Hanno ucciso l'uomo ragno e così via. È verissimo, è verissimo. Infatti proprio per questo è attesa tantissima gente. Ovviamente ci saranno le restrizioni del caso il sabato e la domenica, in una giornata che segnerà anche ovviamente il weekend elettorale per le elezioni europee e per i comuni interessati dal voto. Ecco perché, piccolo dettaglio in salsa elettorale, le schede elettorali non verranno consegnate allo Stadio Rocco, dove normalmente vengono portate dai presidenti di seggio al termine dello scrutinio, ma verranno consegnate in quel di Chiarbola, come avvenne tra l'altro in un'altra recente tornata elettorale, quella
dell'anno scorso, se non sbaglio, proprio quando ci fu il concerto dei Maneskin, quindi l'appuntamento per i presidenti di seggio sarà a Chiarabola. Piccolo dettaglio, comunque qua come vedete è un po' tutto deserto, in realtà c'è il chiosco delle birre pronto e poco altro, all'interno ovviamente è già stato completato il palco con le differenze a livello audio, video e luci rispetto a quello di Ultimo. Per il resto il palco, diciamo così, l'infrastruttura in generale rimane la stessa. Finito il concerto di Pezzali ovviamente si smonterà e si riprovvederà alla risistemazione del Manterboso, tema caro chiaramente ai tifosi dell'Unione dopo quanto successo nell'estate scorsa. Laura, mi muoverò ma mi ritroverai poco distante perché poi c'è la questione finali pallacanestro, cresce l'entusiasmo, cresce l'attesa per questa sera, gara 2 di finale con Trieste già sull'1-0 dopo la prima sfida in quel di Cantù. E anche quello è sicuramente molto atteso. Allora ci rivediamo fra poco, grazie per il momento a Marco Stabile che ci ha raccontato un po' tutto. Fra l'altro dovrebbero iniziare anche le prove, no, per questo grande concerto, perché si tratta anche in questo caso di una data zero, come diceva anche Marco, e quindi è prevista proprio la prova di tutte le apparecchiature, della scenografia, delle luci eccetera, con l'artista e con tutti i musicisti e tecnici che sono impegnati in questo grande evento. Allora torniamo al nostro ospite Alessandro Ciriani, Fratelli d'Italia. Dunque mi dicono però che prima c'è una telefonata e anche dobbiamo andare in pubblicità fra pochissimo, quindi sentiamo subito la telefonata, poi dovrò anche leggere, però lo faremo dopo la pubblicità, alcune mail che sono arrivate al nostro indirizzo. Pronto, buongiorno. Signora Buccarella, buongiorno a lei e al sindaco di Corleone, candidato alle europee per Fratelli d'Italia, Ciriani. Allora, Ciriani, ho sentito delle telefonate, no? Sì. Però questi parlano delle spese in Albania. Le spese però per la sanità, per gli extracomunitari qui in Italia, per i minori, non costano lo stesso. Io volevo fare un esempio. Il sindaco di Sgonico, lei non so se conosce il territorio di Trieste, Ciriani, è un piccolo paese, è un paese su nel Carso nostro, sì. È del PD e loro del PD tutti vogliono accogliamo. Però il campo scout dei nostri ragazzi che andavano lì a fare scout è stato distrutto dagli extracomunitari che erano ospitati precedentemente. Adesso vogliono rimetterlo a posto, lo devono mettere a posto per accogliere anche gli extracomunitari, dicono, di quelli che ci sono giù al Silos, vicino alla stazione, che di questo lei sarà informato sicuramente. Allora, il sindaco di Sgonico dice che non vogliono lì gli extracomunitari perché i cittadini vogliono stare in pace. Io chiedo, e i cittadini di Trieste non vogliono stare in pace? Accoltellamenti, risse, pestaggi. Noi abbiamo una specie di coprifuoco, noi anziani, perché non ci possiamo muovere alla sera proprio per la paura. Comunque, Ciriani, ho votato 2 volte suo fratello e voterò anche lei. Viva Trieste e viva l'Italia. Grazie. Grazie Nivea, buona giornata a lei. Beh, è stata molto chiara come sempre la signora Nivea. E allora torna sulla questione del campo scout come soluzione, insomma, anche provvisoria trovata per dare un ricovero a tutti quei migranti che si trovano attualmente nella zona del Silos e che stanno provocando anche tanti problemi di ordine pubblico, igiene eccetera in città, e parlava della protesta, insomma, della sindaca di Sgonico, ma anche di una parte dei residenti, no, in quella zona. Beh, noi stiamo ancora, a parte allora, conosco Sgonico, ero con la candidata del centrodestra l'altro ieri, quindi conosco Trieste perché ci ho studiato e ci sono spesso molto volentieri. Si tratta di un fenomeno che in questo caso possiamo localizzare sulla zona di Sgonico oppure a Trieste, ma che in realtà riguarda l'intero paese, tutta Italia, anche la mia città, e lo distinguerei da 2 punti di vista. Uno è quello che noi dobbiamo, come dicevo prima, bloccare con politiche di sistema l'immigrazione.
che va gestita secondo accordi internazionali, rovesciando il paradigma della sinistra, non più il diritto a emigrare ma il diritto a non emigrare. Sotto questo profilo il piano Mattei, ambizioso, importante, sicuramente avrà bisogno di tempo, che la Meloni ha in testa, è fondamentale, cioè quello degli accordi anche dello sviluppo economico progressivo del continente africano per impedire le partenze e al contrario stabilire quote definite col sistema produttivo per avere solamente quella parte di immigrazione che serve. Occorre meno immigrazione, occorre un'immigrazione che sia dal punto di vista culturale quanto più simile a noi per evitare che ci siano fenomeni di radicalizzazione che stanno caratterizzando anche altri paesi, occorre un'immigrazione di qualità che possa essere immediatamente utilizzata dal nostro sistema produttivo, sia per noi ma anche per chi viene qui, che quindi possa costruirsi un progetto di vita. La seconda considerazione sui minori non accompagnati. La signora ha ragione, è un problema serissimo. È un problema perché ormai stiamo registrando quotidianamente in tutte le città un aumento degli atteggiamenti, diciamo così, violenti, illegali, irrispettosi o magari addirittura di assenza di decoro nei luoghi in cui si ritrovano legati ai minori non accompagnati, che tra l'altro costano tantissimo, perché per gestire le nostre strutture spendiamo centinaia di euro quotidianamente pro capite. Occorre una modifica, ed è una cosa che il governo dovrà prima o poi affrontare, fermo restando che serve anche, come dire, una sorta di cornice a livello europeo, la cosiddetta legge Zampa, quella che tutela i minori non accompagnati. Non significa che siccome sei minore e sei qui tu possa permetterti la liceità di fare quello che ti pare, di rimanere impunito, di spaccare le cose pubbliche, di non avere il decoro, di tirare fuori il coltello. E da questo punto di vista occorrerà anche un atteggiamento più severo da parte del Tribunale dei minori, che non può passare dinanzi ad atteggiamenti che non sono più delle bravate ma sono fenomeni di autentica preoccupazione e pericolosi per la nostra comunità. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con telefonate e leggendo anche le mail dei nostri telespettatori. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora siamo ancora in collegamento con Alessandro Ciriani, Fratelli d'Italia, candidato alle europee, che sta rispondendo anche ai vostri messaggi, alle vostre telefonate, e ce n'è una in attesa proprio adesso, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Oscar. Oscar, buongiorno. Buongiorno dottoressa Laura, buongiorno al suo ospite, al candidato per le europee, il dottor Ciriani. Volevo chiedere una cosa. Prego. Ieri è stato fatto vedere il servizio del nostro Presidente, che è andato in Albania per quel che concerne diciamo così, l'avanzamento dei lavori per la costruzione del trattenimento dei migranti. Sì. Allora, quel posto lì, quella costruzione viene solamente usato per quanto concerne i ritrovamenti o in mare, quello che verranno fatti pattugliamenti lungo le coste dell'Adriatico o Tirreno, e mentre i migranti che passano attraverso la rotta balcanica, come viene gestita la situazione? Se mi può rispondere. Capito, Oscar. Buona giornata. Chiaro, vuole chiarezza sulla questione. Esatto, esattamente, sì, grazie. Benissimo, allora grazie Oscar. Dunque, vengono usati questi hotspot solo per chi arriva via mare, chiede Oscar, oppure, e poi come viene gestita invece la situazione sulla rotta balcanica, che ci interessa direttamente, no? Ma guardi, non ho letto i documenti nel dettaglio che relativi alla costruzione dell'hotspot, però quello che si evince dalle informazioni, dalle notizie che sono comparse, che sono strutture di alleggerimento complessive, quindi per evitare di dover sostenere il carico di tutta quella immigrazione che attualmente è ospitata in Italia, e appunto di poterla trasferire temporaneamente, ovviamente facendo tutte le opportune verifiche, in Albania, e quindi credo comprenda tutti, anche quella che è la rotta balcanica. C'è però una notizia positiva, se mi permette, che non è stata enfatizzata a dovere nel recentissimo passato, perché si è sempre puntato a dire che erano aumentati gli sbarchi con la Meloni, mentre i provvedimenti messi in campo in questi mesi hanno fatto diminuire del 60% le partenze dalla Tunisia, ma anche la rotta balcanica si è sostanzialmente dimezzata, e che vuol dire che questo lavorio intenso, continuo e anche silenzioso del governo qualche risultato l'ha ottenuto. Gli obiettivi di questi hotspot albanesi sono quelli invece di poter portare queste quote di persone fuori dai nostri confini, per poter evitare di avere quelle emergenze che abbiamo visto in televisione. Pensate a quello che capitava in Sicilia, e quindi di poter
alleggerire il carico, il peso e anche la sopportazione di chi, delle comunità in cui insistono questi centri fuori dai nostri confini. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, sono di nuovo Vladi. Vladi, buongiorno, eccoci, l'abbiamo recuperato. Mi era caduta la linea. Prego, Vladi. Allora, visto l'argomento del giorno, importantissimo, i migranti. Sì. Abbiamo visto lo scandalo della campagna dove vengono fatte assunzioni finte pur di poter dare il permesso di soggiorno. E questo qui sta accadendo anche qua da noi, perché il flusso è continuo. Ma allora, bisogna fare un controllo per fermare, ma io adesso voglio parlare di quelli regolari, di quelli che vengono veramente col permesso col contratto di lavoro, eccetera. Sì. Se non che questi contratti di lavoro, lasciamo stare i fictizi, parliamo di quelli buoni. Quelli buoni vengono dati paghe da 800, 900, 1000 euro, o anche questi sono più o meno quelli che prendono gli immigrati lì a Monfalcone della Fincantieri. Avendo un contratto di lavoro è possibile richiedere il ricongiungimento familiare, vero? Sì. Pronto? Ecco, allora, quando uno ha un contratto di lavoro per cui gli viene garantito 800, 900 euro al mese e poi chiede il ricongiungimento familiare, e la moglie, un figlio, 2 figli, eccetera, con 900 euro al mese, come fa? Diciamo pure in quel di Monfalcone, dove gli affitti medi sono di 500 euro al mese, sì, come fa a mantenere tutta la famiglia? Ecco che non è più una risorsa di uno che viene a lavorare e paga le tasse, anziché essere una risorsa diventa un costo effettivo. Tant'è che la sindaca di Monfalcone, la Cesì, ha detto non è possibile che il 30% dei presenti stranieri mi assorbe il 95% delle cifre per il welfare che ho a disposizione. Quindi comunque la tiriamo, e poi c'è la propaganda della sinistra che dice 9 euro all'ora e paga minima. Voglio vedere chi dà a un bengalese che arriva domani, chi gli dà 9 euro all'ora per fare che cosa, capito? Purtroppo è un'immigrazione non qualificata che non fa niente altro che abbassare il livello retributivo anche degli italiani. Capito il suo discorso, Vladi. Grazie dell'intervento. Allora, quello che dice Vladi appunto riguarda poi anche la qualità, no, del lavoro, non solo il fenomeno di cui parlavamo prima e quindi delle irregolarità, delle vere e proprie truffe, ma sulle quali ci vorrebbe più controllo, ma proprio anche la qualità del lavoro che svolgono appunto le persone che arrivano attraverso le migrazioni. Condivido l'analisi dell'ascoltatore, ha detto le cose estremamente corrette, che non valgono per Monfalcone, valgono in realtà per tutti i comuni. Il comune di Pordenone, senza tanto clamore, ha quasi il 14% di persone straniere che vivono nel suo comune, quindi assorbono una parte consistente di quella che è la parte del welfare destinata alle famiglie, ma siamo di fronte a un cortocircuito difficilmente risolvibile, a parte che poi non è sempre vero che tutti gli stranieri sono inseriti in contesti lavorativi sottopagati. Nel sistema imprenditoriale pordenonese c'è una fame di manodopera per cui i saldatori, per esempio, che provengono dall'estero sono pagati forse meglio dei nostri infermieri o meglio dei nostri medici, così come il personale qualificato. Ci sono iniziative molto interessanti, Confindustria Alto Adriatico, e quindi comprende anche Trieste, ha appena aperto l'ITS in Ghana, cioè per fare l'alta formazione professionale ai ghanesi e portarli qui già ben formati, in modo tale poi da garantirgli anche una cornice contrattuale tale per cui una persona possa mantenere la propria famiglia. Il tema dei ricongiungimenti è assolutamente vero, però
non c'è una soluzione nell'immediato, nel senso che il nostro sistema chiede manodopera, quella manodopera proviene dall'estero. Se non portassimo una manodopera dall'estero probabilmente non avremmo il sistema che va avanti e quindi è difficile. È chiaro che forse bisogna un attimo rivedere quella che è dicevo prima, la cornice anche europea, nazionale, dal punto di vista della legislazione, per consentire che da un lato il nostro sistema industriale possa avere la manodopera di cui ha bisogno, ma che dall'altro lato non ci sia un drenaggio di risorse surrettizie attraverso quello che è il ricongiungimento familiare, perché garantiamo a queste persone il bonus per la scuola, il bonus per l'affitto, il bonus per le bollette, ed è un costo che noi non vediamo ma che effettivamente c'è. Occorre rivedere integralmente questa materia, ma al momento, come dire, il quadro normativo attuale non ci consente di fare differentemente, però è una considerazione perfettamente corretta, vera, giusta, che condivido. Allora, Roberto scrive: il problema migratorio in Italia, a Trieste, è un solo colpevole, la sinistra italiana ed europea, non esistono né se né ma, sostiene Roberto. Poi invece Gabriella ci scrive: ritengo la scelta di deportare i migranti in Albania un fatto vergognoso, oltre che costoso mi sembra umanamente inaccettabile. I flussi vanno gestiti in considerazione del fatto che l'Italia è a natalità zero e c'è molto bisogno di manodopera. Non capisco a quali permessi di soggiorno irregolari ci si riferisca. Si apra il mercato di via Flavio Gioia per ospitare migranti che vivono tra ratti e sporcizia. Si riferisce alla situazione qui di Trieste del Silos, no? Quindi via Flavio Gioia, quella via accanto alla stazione ferroviaria, e l'ex mercato appunto della stazione. Due mail di segno opposto, possiamo dire, sempre sullo stesso tema però. Allora, faccio notare che la socialdemocratica Danimarca, quindi socialista, deporta, come dice la nostra ascoltatrice, i migranti in Ruanda. Tanto per dire una. E l'Inghilterra sta stipulando, adesso deve completare degli accordi per far scontare la pena per chi entra illegalmente in Inghilterra in Kosovo, che non è propriamente un paesino piacevole, gradevole, ameno, le carceri soprattutto in cui trascorre la propria pena. La realtà è che noi non possiamo agire sul piano dell'immigrazione secondo una visione ideologica, occorre invece un bagno di realtà, occorre essere pragmatisti, realisti. Le porte aperte, la teoria della sinistra della migrazione come contributo fondamentale alla crescita del nostro paese è una bugia, significa creare un'illusione nei confronti degli immigrati che può diventare una disillusione, perché le porte aperte non consentono di poter mettere in campo strumenti efficaci di inclusione, e quell'illusione può diventare una disillusione, cioè far portare una persona che arriva qui con tante speranze e farla cadere nella povertà culturale, nella povertà economica, se non nella rete della criminalità. Occorrono quote ben definite. È chiaro che c'è una curva demografica invertita che ci ha portato verso l'inverno demografico, ma la cura non è fare entrare indiscriminatamente chiunque voglia venire in questo paese. Al contrario, occorre un'azione raziocinante, cioè equilibrata. Si portano le persone che servono il sistema produttivo, come diceva il precedente ascoltatore, magari inquadrate contrattualmente in modo dignitoso per consentire di poter mantenere le loro famiglie, ed è un'azione su cui bisogna ragionare, e dall'altro lato chi invece non rientra in queste quote, quindi per cui non possiamo neppure mettere in atto politiche efficaci di inclusione, ecco, non può entrare. Le faccio una considerazione: la mia preoccupazione da sindaco, quando vedo le persone che dicono no, dobbiamo far entrare queste persone, dobbiamo dargli lavoro, è che non conoscono il sistema. Il sistema può assorbire determinate quote di persone, magari con una certa qualificazione, per cui attivare anche l'alta formazione professionale. La mia preoccupazione però è che importando un'immigrazione indistinta, non è che io ho paura che qualcuno si faccia esplodere in piazza 20 settembre con una cintura di tritolo. Ho paura che in quei microcosmi che io non conosco e non controllo, che sono i condomini ormai prevalentemente occupati dagli stranieri, che sono i quartieri in cui prevalentemente ci sono gli stranieri, ci sia qualcuno che possa permettersi di dire ad un ragazzo o una ragazza che non può frequentare chi vuole, che non può studiare, che non può sposarsi con chi ritiene più opportuno, che non può andare all'università, che non può costruirsi un progetto di vita, un ascensore sociale nel nostro territorio. Cioè significa rifiutare la grande opportunità di venire in un paese libero e democratico. Questo lo possiamo impedire solamente con piccoli numeri e con efficaci politiche di inclusione, ma fino a quando spenderemo 2 miliardi di euro all'anno per l'emergenza, anziché darli ai sindaci per l'inclusione, è evidente che questo non accadrà.
Allora, ho letto il programma di Fratelli d'Italia, ci scrive Davide, per le europee si vuole aumentare il bilancio UE e qualche riga dopo si parla di recupero della sovranità. Secondo Davide sono due cose contrarie. Del piano Mattei, dopo averlo rimandato per mesi, mi sembra che la metà dei paesi africani presenti a Roma abbiano chiarito perché sarà un flop. Pochi paesi senza soldi. E poi sui dati che citava Vladi, i numeri sul costo dei migranti regolari degli operai di Monfalcone è errato, Fincantieri pesa quasi l'1% del PIL regionale, dell'utile e dell'IVA pagati da Fincantieri non si fa conto, dell'indotto nemmeno. Insomma, questa è la precisazione che vuole fare Davide. Non c'è alcuna contraddizione tra aumentare il bilancio dell'Europa e chiedere più sovranità. Una cosa è che l'Europa si occupi dei grandi temi di questo tempo, pensi alla politica comune di difesa, per cui occorre un bilancio più forte, tra l'altro un bilancio molto importante, pensi alle politiche di gestione dell'immigrazione, pensi al mercato unico, pensi all'energia, pensi alla politica estera. Ecco, su questo occorre votare il bilancio e si parla già di un debito comune europeo a cui agganciare anche gli investimenti privati. Altro è parlare invece della sovranità nazionale sui temi di politica nazionale. Se pensi alla recente procedura di infrazione della Commissione nei confronti dell'Italia per l'assegno unico, oppure le ingerenze indebite della Commissione europea nel particolare, nei dettagli delle misure politiche nazionali. Una cosa è garantire un bilancio più forte dell'Europa per le azioni strategiche e altro invece dire riportiamoci a casa tutte quelle competenze che uno Stato nazionale può svolgere meglio della Commissione europea spendendo di meno. Non c'è alcuna contraddizione. Chiarissimo. Allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Ogni volta che ci sono le elezioni io vado un po' in para, perché da un lato considero che si sta facendo un servizio sulla democrazia, dall'altro c'è un aspetto che non riesco a darmi una risposta, ed è questo, che praticamente persone come per esempio l'ospite, che ha una sua funzione in essere, è sindaco di Pordenone se non sbaglio, no? Si presenta e si candida per un'altra posizione politica. Questo è una pratica normale in tutte le elezioni, cioè tutti i politici ambiscono a salire di livello. Però questo cosa comporta? Che per esempio se l'ospite vince le sue elezioni passa al Consiglio, al Parlamento europeo e poi a Pordenone bisognerà rifare le elezioni per il sindaco. Cioè si destabilizza per una elezione di una carica particolare, si destabilizza tutto il sistema restante. Capito. E questo è un male. Per esempio a Trieste, quando sono state le elezioni per la regione, si sono spostati assessori eccetera, che per 3-4 mesi la città era ferma, per esempio. Allora io dico, ma se uno ha una sua posizione e fa un servizio pubblico, finisce il suo lavoro e quando finisce il suo mandato si presenta per la fase successiva. Questo è un tema che viene sollevato spesso, signor Gino, è vero, tanti telespettatori ce lo chiedono, insomma, fa parte del dibattito politico nazionale proprio, no? Per la possibilità di candidarsi anche quando si svolge un altro ruolo, no? Il signor Gino diceva, ma poi si lascia l'ente che magari veniva governato prima scoperto e quindi bisogna procedere ad altre elezioni, c'è questo problema, no? Siete in tanti poi sindaci candidati. Diciamo che è possibile candidarsi dappertutto a tutti i livelli di governo, gli unici che non possono mai candidarsi sono i ladri e i sindaci fondamentalmente, che hanno sempre qualche problema di incompatibilità, ma in questo caso bisogna anche contestualizzare. Il Friuli Venezia Giulia in questo momento non ha un'adeguata rappresentanza a livello europeo e l'Europa delle tecnicalità dei cavilli può diventare l'Europa delle opportunità. Si è pensato di convergere sul mio nome, per quale ragione? Ma forse un po' per l'esperienza amministrativa, posto che poi io rimarrò a fare l'assessore del mio comune, quindi per almeno più di un anno il comune avrà una continuità amministrativa, ma si è pensato forse per i risultati che ha ottenuto il mio comune. Noi abbiamo investito nella prima legislatura 60 milioni di euro e ci apprestiamo a mettere a terra 180 milioni, di cui solo 30 sono PNRR e gli altri 150 sono stati ricavati
ricavati attraverso bandi ministeriali e fondi europei, attraverso l'organizzazione di una struttura all'interno del comune che ha intercettato tutti i soldi che si potevano intercettare. È evidente quindi che se questa regione non vuole rimanere senza voce all'interno del Parlamento europeo e quindi non vuole in qualche maniera partecipare alle opportunità di condizionare i provvedimenti normativi, di portare una quota di quei finanziamenti al sistema del nord-est, in particolare quello del Friuli Venezia Giulia, uno può anche rimanere al suo posto. Al contrario, se le competenze maturate in tutti questi anni possono essere messe a frutto per consentire di drenare, di portare, di intercettare finanziamenti e provvedimenti scariche della burocrazia tipica europea, proprio perché la conosciamo, allora forse è il caso di soprassedere rispetto a ragionamenti che puzzano un po' di demagogia e al contrario iniziare a guardare quelli che sono gli interessi di una regione che oggi in Europa ha una voce assolutamente flebile, se non assolutamente assente. Allora, siamo giunti alla fine di questa prima parte della trasmissione. Io ringrazio Alessandro Ciriani, candidato di Fratelli d'Italia, e ci torni presto a trovare qui alla nostra trasmissione e in bocca al lupo insomma, per il prossimo appuntamento elettorale. Grazie. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Grazie. Grazie, noi ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, fra poco avremo il candidato sindaco di Grado, Giuseppe Corbatto. A fra poco. Bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno al nostro ospite in collegamento Skype con noi, è Giuseppe Corbatto, candidato sindaco a Grado. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, fra un attimo parleremo di tutti i temi della città di Grado e della campagna elettorale naturalmente, ma ora ci colleghiamo con il nostro Marco Stabile. So, Corbatto, che anche lei è tifoso di basket, quindi le interesserà particolarmente questo collegamento. Allora andiamo da Marco Stabile che si trova all'interno del palazzetto. A te la linea, Marco. No, eccolo qui. Sì, Laura, in diretta dal Pala Trieste, come vedete ci hanno acceso anche le luci, quindi un ringraziamento alla Pallacanestro Trieste. Come dice coach Jamion Christian, essere al massimo nel momento in cui la sfida lo richiede, e questo è l'obiettivo della Pallacanestro Trieste per questa sera. Gara 2 di finale promozione contro Cantù, e la possibilità per tutti i tifosi triestini di vedersi la partita tutti assieme qui al Pala Trieste grazie al wall, ai mega schermi del palazzo di Valmaura. Dunque accesso consentito alle ore 20:15. La partita inizia alle ore 21, saranno aperti i bar, sarà aperto lo store anche per il ritiro delle magliette delle finali. Tra l'altro tenete con voi il biglietto d'ingresso gratuito, perché ci saranno anche dei premi in palio nel corso dell'intervallo. Passeranno anche i ragazzi di Triple di Cuore con delle urne per la raccolta fondi per la nota iniziativa benefica. Questa è la serata che si prospetta qui al Pala Trieste per la tifoseria biancorossa, che non vede l'ora di assistere a un'altra impresa della squadra di Jamion Christian, che si è portata sull'1-0 dopo la partita gara 1 di Desio, una gara che ha messo in luce chiaramente le grandi qualità della formazione biancorossa in un grande momento di forma, la capacità subito di fare un parziale importante nel primo quarto e di saper resistere, soffrire e difendere quando la partita e nei playoff in particolare lo richiede. La speranza è di vedere naturalmente la formazione biancorossa nuovamente vittoriosa, poi finalmente si potrà giocare sul parquet di casa. Lo sappiamo tutti, già sold out gara 3 lunedì sera, biglietti tutti venduti, c'è solo qualche tagliando per il settore universitario, ma insomma sarà un Pala Trieste delle grandi occasioni. A salutare i ragazzi di coach Jamion Christian per la gara 3 casalinga. La speranza naturalmente è che si possa arrivare con 2 risultati utili consecutivi, altrimenti naturalmente si andrà anche a gara 4. Dita incrociate naturalmente per quello che potrà regalare la partita di questa sera. Come detto, afflusso consentito alle 20:15 per godersi dai mega schermi del palazzetto la gara 2 di queste finali fra Pallacanestro Trieste e Cantù, che mettono in palio ovviamente la promozione in Serie A1. Qui fa una certa impressione vedere il palazzetto vuoto, il rimbombo della mia voce in mezzo a
questo palasport che tante imprese ha collezionato negli ultimi anni. Sui canestri tra l'altro è già stato posizionato il logo delle finali LNP Old Wild West 2024 e fa una certa impressione perché ovviamente per quella che è stata la stagione regolare, molti alti e bassi, vedersi in finale è già un risultato veramente molto importante, ma dietro ormai c'è una città che spinge, una città che sogna l'impresa e naturalmente speriamo che Ruziere e soci possano proseguire come hanno fatto in gara 1. Ribadisco ancora, possibilità 20 e 15 di godersi qui la partita tutti insieme, gara 2 di finale promozione fra Cantù e Trieste, si gioca in quel di Desio e poi lunedì finalmente la prima gara casalinga con Trieste che comunque ha già portato il fattore campo dalla propria parte dopo la vittoria nella prima della serie. Grazie a Marco Stabile. Allora tutti con la pallacanestro Trieste questa sera e torniamo appunto dal nostro ospite, insomma tiferà naturalmente anche lui, mi diceva prima fuori onda, no? Che è un grande tifoso insomma della pallacanestro Trieste. Assolutamente sì, e spero di sposare anch'io le parole del coach Christian, che bisogna essere al massimo quando la sfida lo richiede. Anche per me sono giorni un po' particolari questi, è vero, insomma, ecco. Ormai manca pochissimo. Allora Giuseppe Corbatto corre per il ruolo di sindaco di Grado, 30 anni fa è già stato vice sindaco se non mi sbaglio, oggi guida la coalizione possiamo dire di centrosinistra. Ci racconti un po' quali sono le liste? Sono 3, no, che la sostengono? Sì, correttamente, le liste sono 3 che mi appoggiano, Grado Democratica, la lista Corbatto e Grado Futura. Io ho visto che credo anche nei nomi, nelle formule, eccetera, secondo me è un segno anche questo, perché i nomi scelti a caso comunque danno già un progetto politico, perché la Grado Democratica che si coalizza su Corbatto sindaco per avere poi la Grado Futura. Difatti il nostro programma è un programma per Grado, un futuro per tutti, insomma, ecco. Chiarissimo. Allora, qual è stata la molla che l'ha spinta a ricandidarsi dopo tanto tempo, appunto dopo circa 30 anni e quali sono i punti qualificanti del vostro programma? Sì, allora, io sono un funzionario comunale, quindi conosco un po' la macchina comunale, conosco le problematiche e ho visto che negli ultimi anni avere un ruolo di responsabilità è sempre più difficile ed è sempre anche più difficile trovare delle persone disponibili che si prendano questo onere, soprattutto in paesi piccoli dove ci si conosce tutti quanti e dove c'è una conflittualità molto elevata. Grado è particolare in questo, essendo poi un'isola, ha delle peculiarità proprie per cui siamo molto combattivi, cerchiamo di difendere le nostre tradizioni e per cui ho ritenuto che fosse il momento giusto, visto che oramai comincio ad avere un'età diciamo matura, per poter giocare questo ruolo, per mettermi al servizio della collettività in maniera diversa. Già lo ero prima come funzionario, ora spero di esserlo come amministratore, insomma, se avrò la fortuna di essere votato. Per quanto riguarda i punti qualificanti del nostro programma, ci sono diverse priorità che abbiamo, che sono state un po' delineate anche dagli altri candidati, perché ho visto bene o male i programmi sono tutti più o meno simili. Stiamo cercando di fare con gli stessi ingredienti dei piatti leggermente diversi a seconda poi delle spezie che utilizziamo, ma sostanzialmente questo è. Grado attualmente ha una serie di problematiche che vanno dalla gestione della Casa Serena, quindi in campo sociale. Recentemente è stata fatta l'assegnazione tramite gara a una ditta che sta lamentando delle forti problematiche. La gestione degli anziani è fatta in maniera non adeguata, il personale ha dei turni massacranti, ce ne sono pochi,
c'è un conflitto tra la ditta e il comune su responsabilità di conti economici, quindi di fatture non pagate o fatture che non dovevano essere pagate, quindi grossi problemi, quindi non è nostra intenzione comunque affrontare questo problema fin da subito se, ripeto, saremo eletti. Un'altra problematica attuale che coinvolge la nostra città è il discorso delle concessioni demaniali. Concessioni demaniali che sono in scadenza, dovrà essere fatta la gara, ma non esiste ancora da parte dello Stato una norma, una legge che dia la possibilità agli operatori di anche stare tranquilli, nel senso che venga riconosciuto loro l'avviamento fatto, dare la possibilità di avere un ristoro per le strutture che sono esistenti sullo stabilimento, e quindi attualmente siamo in attesa di capire come poterci muovere in tal senso. Qualcosa è già stato fatto dal commissario, chiedo scusa, ancora termino. Qualcosa è già stato fatto dal commissario con una delibera per chiedere la manifestazione di interesse da parte degli attuali concessionari, ma va rivista anche questa, secondo me. È un tema, fra l'altro, che ricade appunto su Grado in modo particolare, ma è un tema di carattere nazionale, anche europeo, direi, no? In qualche modo, quindi sicuramente di grande interesse per tutti coloro che vivono e abitano a Grado. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e poi affrontiamo anche tutti gli altri temi. Noi Grado la conosciamo soprattutto, no, come località turistica, ma abbiamo visto non c'è solo questo, perché tra le priorità indicate dal candidato c'è proprio la gestione del sociale, la gestione degli anziani con Casa Serena, quindi parleremo sicuramente di tutti i temi che interessano i residenti di Grado, ma dobbiamo fermarci per una piccola pausa, fra pochissimo. Bentornati in diretta, sono le 9:21, siamo in compagnia del candidato sindaco a Grado Giuseppe Corbatto, che ci stava raccontando quelle che sono le priorità del programma da presentare appunto per essere eletto. Dopo un periodo, Corbatto, di commissariamento, no, del comune dall'autunno scorso, fra l'altro abbiamo letto, insomma, sui giornali non la prima volta, anzi è abbastanza frequente nella storia di Grado. Sì. Come mai secondo lei, insomma, questo ricorso è la quinta, diciamo, la quinta volta, la quinta volta addirittura. Speriamo che possa bastare, insomma. Speriamo che possa bastare. Cioè, un mio auspicio proprio su questo, ringrazio anche gli altri due candidati sindaci. La campagna elettorale che stiamo portando avanti da questo punto di vista forse dimostra un cambio di passo, perché pur sottolineando le diversità che ci contraddistinguono, i toni sono abbastanza all'interno dei limiti, insomma, di tollerabilità, quindi c'è è un buon segnale, spero, anche per il futuro, indipendentemente poi da chi si troverà a dover governare, insomma, la nostra cittadina. La cittadina. Infatti, immaginiamo, prego, inconvenienti delle dirette. Sì. Abbiamo visto vari dibattiti elettorali, ormai dicevamo prima siamo agli sgoccioli e si parla molto naturalmente, no, di turismo a Grado, perché lo sappiamo, sì, insomma, è una parte importantissima dell'economia, della vita proprio, no, del comune. Su questo quali ricette avete? Se c'è penso qualche che possa interessare anche i vostri telespettatori, perché di solito Grado è stata ed è, spero, la spiaggia di riferimento, esatto, dei triestini, no? Mentre l'utenza udinese si riversa più volentieri verso Lignano. Per cui Lignano, sicuramente in campo turistico ci sono delle cose da sistemare, da mettere a punto. Però prima di questo volevo fare un piccolo inciso ancora sul discorso dell'acqua alta, delle mareggiate, perché se non riusciamo a mettere che è comunque legata, in sicurezza, no, alle spiagge. Sì, assolutamente, perché se non riusciamo a mettere in sicurezza il paese diventa sempre più difficile, perché con il cambiamento climatico, mentre l'alta marea, che una volta era con picchi eccezionali, che poteva capitare una volta ogni un paio d'anni, oggi la troviamo nell'arco dell'anno anche 2 o 3 volte.
creando seri danni. Poi col discorso anche dell'erosione delle spiagge, ogni anno siamo costretti a spendere diversi milioni per la rimessa in pristino del lido, no? Del lido costiero, tant'è vero che in alcuni tratti del litorale si sta ancora lavorando per ottimizzare in funzione della prossima stagione, che insomma oramai è già iniziata. C'è stata l'inaugurazione come di solito il 1° maggio, no? delle vacanze, insomma della stagione turistica, chiedo scusa. Per cui in campo turistico da parte nostra bisognerà fare delle scelte in questo senso, cioè nel senso di cosa vogliamo per il nostro futuro, se vogliamo un turismo che sia più aggressivo, quindi cercare di aumentare i numeri soprattutto nel periodo estivo, cosa che diventa difficile anche perché soprattutto nei periodi luglio e agosto arriviamo già ad avere una piena copertura sia dei posti letto, degli alberghi, ma anche dei campeggi e delle altre strutture ricettive, per cui anche portare un cliente in più costa molto e diventa dispendioso e secondo me non ha grande senso. C'è il discorso che da anni si sta facendo di prolungare la stagionalità, quindi cercare dei flussi turistici anche diversi. Dal mio punto di vista il turista sceglie Grado per diversi motivi. Sicuramente c'è il discorso del turismo balneare, quindi le spiagge, perché se c'è bel tempo la gente viene per andare in spiaggia, questo è pacifico. Però sceglie Grado anche perché ha un cuore, ha un'anima che è legata alle tradizioni, al nostro patrimonio turistico, alla laguna, quindi c'è un discorso ambientale, culturale, storico da preservare. Questo sicuramente. E poi io punterei anche sul discorso culturale. Il commissario ha aperto da poco il museo della pesca e delle tradizioni lagunari, ci sarà prossimamente l'apertura del museo del tesoro della Basilica dove andrà riposta la cattedra di Elia che è presente in Basilica, e ci saranno poi anche delle tele, pezzi della croce che sono custoditi gelosamente dal parroco e quindi troveranno posto e saranno visibili per tutti quanti, quindi questo dà anche la possibilità in giorni di brutto tempo, di pioggia, di avere comunque qualcosa da fare per Grado. Questa è anche una delle cose che ci chiede l'utenza, cosa fare quando piove a Grado. Certo. È nostra intenzione anche creare per una ludoteca per i bimbi attualmente pensavamo nell'area dove c'è il Cinema Cristallo che adesso è utilizzato come sala espositiva, quindi avere una duplice funzione sia ludoteca che sala espositiva per dare anche riscontro alle famiglie, visto che noi puntiamo su un turismo familiare, no? Certo, di questo tipo. Infatti ci sono anche tanti esempi, no? Magari anche andando oltre confine fa parte un po' dell'offerta turistica, immagino. Inizialmente, proprio iniziando il suo discorso, ha puntato molto sulla tutela e la valorizzazione proprio della tradizione e anche sul senso di comunità. Ci vuole spiegare meglio che cosa intende, allora, insomma, con questo? Io intendo questo. Grado era un'isola di pescatori, no? Poi grazie alla preveggenza di un medico pediatra fiorentino, Giuseppe Barillai, nel 1872 è stato aperto l'ospizio marino per le cure asmatiche, quindi problemi polmonari eccetera eccetera, perché si era accorto che col discorso dello iodio che è presente, la salubrità insomma dell'area poteva essere utile per curare questo tipo di malattie. Subito dopo, un ventennio dopo, nel 1892, grazie all'impero austro-ungarico, c'è stata la costituzione delle prime terme, insomma, dei bagni, insomma. E questo ha portato poi anche alla costruzione di tutta una serie di strutture ricettive, ville di un certo tipo, molto curate per un'utenza più prettamente all'epoca austriaca e straniera. I gradesi continuavano ad avere un'attività di tipo di pesca e hanno cominciato poi a creare, quindi ad assorbire manodopera anche in campo
turistico, inventandosi un po' camerieri, cuochi, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata una crescita del paese assieme alla crescita del turismo. Questo è andato avanti fino a un certo punto. Dopodiché il turismo ha continuato a crescere, mentre il paese è rimasto un po' indietro. Ecco, io vorrei che si potesse ripristinare un corretto allineamento fra le ricadute del turismo sui residenti e il turismo stesso, perché il turismo, non dimentichiamo, ha numeri molto importanti in provincia e in regione ed è anche utile che qualche servizio venga potenziato esclusivamente per la collettività, perché sennò diventa difficile, anche perché il residente nel periodo estivo è sottoposto a chi non opera chiaramente in campo turistico a tutta una serie di come posso dire, non difficoltà, ma un po' di disagi forse. Ecco, grazie, scusa, di disagi connessi al traffico, potenziamento, no? Del problemi di parcheggi, tutte queste cose qua, quindi è opportuno tener conto anche delle esigenze del residente. Ecco, questa sarebbe la mia premura, cercare di riuscire a riallineare le due cose. Di conciliare un po'. Chiaramente oramai non possiamo prescindere dal turismo, perché sennò è la fine, insomma, della nostra economia. Però è anche chiaro, giusto però che qualcosa ascoltare anche forse di più quelle che sono le esigenze di chi tutto l'anno abita appunto a Grado e fa parte di quella comunità. È chiarissimo, una dinamica che sta interessando ultimamente anche un po' Trieste, che si sta scoprendo città turistica di una certa importanza, no? Con numeri perlomeno di una certa importanza, e quindi ci sono un po' questi dibattiti tra chi è residente e vorrebbe più servizi proprio per i cittadini e chi invece sostiene magari che bisogna comunque favorire sempre i turisti. C'è anche una mail che da parte di Nevio che riguarda un pochino questo tema, il tema dei grandi concerti. Ne parlavamo prima con il collegamento con il nostro Marco Stabile da parte delle venditrici di fiori davanti al cimitero. L'abbiamo fatto il primo collegamento della mattinata, protestavano perché durante l'ultimo concerto, grande concerto di Ultimo, tanti avevano parcheggiato proprio nei posti che sono invece riservati al cimitero. E dice Nevio: buongiorno, Sveglia Trieste, sono solidale con le venditrici di fiori sui parcheggi del cimitero di Sant'Anna. Inoltre sul concerto di Ultimo la linea del bus 8 non l'hanno fatta transitare sulle vie Pitacco, Giardini di Servola e Carpineto. Spero che nel prossimo concerto non venga tolto un servizio pubblico del bus per uno privato, che sarebbe il concerto. Insomma, la difficile convivenza tante volte di manifestazioni anche di grande richiamo, no? Anche turistico. Sì, anche perché è difficile poi il coordinamento, no? Di tutto quello che sta attorno, quindi viabilità, no? Ricettività, eccetera, eccetera. Quindi riuscire a trovare un giusto mix non sempre è facile. Ecco. Non sempre è semplice. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata. Fra pochissimo torneremo sui temi ancora una volta del turismo. Ce lo chiede la signora Renata con una mail, ma la leggiamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta ancora in compagnia del candidato a sindaco di Grado Giuseppe Corbatto. Allora, la signora Renata ci scriveva una mail, dice: prendo ad esempio quello che succede ormai ogni anno a Lignano nel periodo di Pentecoste, per chiedere come si può trovare un giusto equilibrio tra turisti alla ricerca di relax e tranquillità e turisti più giovani che cercano un po' di movida alla sera. Forse il caso di Lignano è un po' diverso rispetto a Grado, però comunque immagino che il problema sia sentito, no? Anche a Grado. Sì, certamente. Noi abbiamo un'utenza relativamente
diversa rispetto a Lignano, quindi questo problema di quello che succede oramai negli ultimi anni a Pentecoste da noi non accade, perché quel tipo di turista sceglie Lignano, non viene a Grado. A Grado c'è un'utenza più familiare o addirittura persone più anziane. Certo è che bisogna comunque, anche noi dobbiamo garantire dei divertimenti ai giovani, quindi dare la possibilità di avere dei concerti, della musica. Per questo anche nel nostro programma noi puntiamo su un lotto del Parco delle Rose che sta per essere rimesso a punto, che è proprio la creazione dell'arena, un'arena coperta per poter dare la possibilità di avere i concerti in una zona più o meno centrale e anche con numeri un po' più importanti, perché attualmente i concerti vengono fatti esclusivamente sulla diga dietro la palazzina municipale. Diventa poi difficile, un'altra problematica anche che da sempre esiste, ce l'avevamo anche 30 anni fa quando seguivo questo tipo di problematiche, la giusta commistione tra residenti e anche non residenti e la tollerabilità acustica della musica alla sera. C'è chi vuole stare tranquillo perché durante il giorno magari è stato in spiaggia e quindi alla sera desidera dormire, c'è anche un giovane di adolescente, ventenne, trentenne che alla sera esce di casa dopo le 10 e attorno alle 11 oramai per potersi godere la serata in compagnia di amici, ascoltando la musica, eccetera. Quindi riuscire a trovare un giusto mix non è semplice, però bisogna anche essere un po' più tolleranti sia da una parte che dall'altra. Ecco, magari questo è un problema, anche questo, che viene sentito molto in alcune zone anche della città di Trieste. Legato al turismo, lo citava prima, c'è anche il problema dei parcheggi per i turisti, per i residenti. È un problema annoso a Grado, no? Quello della mancanza di parcheggi. Sì. Come si sta cercando di ovviare? Cosa avete in programma su questo tema? Cosa pensiamo noi di fare? Okay. Sì. È un problema, uno dei problemi che si conoscono da tanti anni. Secondo noi ultimamente sono stati fatti dei piani del traffico che hanno tutto sommato dimostrato che i parcheggi a Grado anche ci sono. Andrebbero però razionalizzati, utilizzati in maniera diversa, nel senso che per noi è necessario che il grosso del traffico arrivi da Monfalcone, quindi non dalla Traslagunare Belvedere Grado, per poter riempire in primis i parcheggi che ci sono in zona Città Giardino. Poi va comunque dotato di telecamere tutto il territorio per far partire finalmente quei tabelloni che rendicontano in pratica i parcheggi liberi per ogni zona, in modo che l'utente che arriva non sia costretto a girare inutilmente, ma trovi subito il parcheggio a lui dedicato nella zona più prossima rispetto a quella che è la meta finale. Insomma, quindi il nostro intendimento sarebbe di potenziare telecamere, dotare tutti di un'app per la segnalazione, in modo da avere in tempo reale il parcheggio libero di prossimità. Insomma, questo è un po' il nostro intendimento. Allora, c'è una telefonata. Anche perché, ancora una cosa, prego. Scusa, perché proprio è stata fatta una verifica sui parcheggi esistenti che tranne il sabato e la domenica, diciamo durante la mattina del mercoledì, del giovedì, i parcheggi liberi si trovano un po' dappertutto su Grado, quindi è un falso problema. Il problema forse ce l'hanno i residenti che abitano magari a Fossalon, che abitano in Città Giardino, in Pineta, che vengono in centro per fare le pratiche e non trovano i parcheggi per i residenti, le linee gialle occupate, pur avendo l'abbonamento non riescono a parcheggiare, quindi anche là si tratterà di trovare delle zone, delle aree da destinare a questo. Perché c'è un po' forse parcheggio selvaggio, comunque ci sono troppi posti occupati. Allora, sentiamo la telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio. Buongiorno. Volevo solamente avvisare il pubblico triestino sì? Che ieri mattina e questa mattina in tutta Barcola, dalla Pineta fino al Bivio,
c'è un operaio solo che mette a posto i sanpietrini. Quindi tutta la ristrutturazione della Riviera de Barcola la fa, almeno in questi 2 giorni, una persona sola. Solo questo volevo dire. È preoccupato sulle tempistiche, insomma, di ripristino del diciamo che non si fa niente, insomma, eccolo. Quindi i triestini darà grado o in Istria a fare il bagno, eccolo. Capito. Quindi auguri all'assessore dei lavori pubblici che è così impegnato a mettere a posto la nostra riviera. Allora, grazie Sergio, insomma torniamo sul tema di Barcola, anche questa danneggiata seriamente dalle mareggiate di fine novembre, quindi è davvero insomma, una situazione molto difficile da ripristinare, ci stanno lavorando, insomma a parte quello che diceva Sergio, oggi ha visto soltanto un operaio al lavoro, però insomma i lavori sono partiti da un po' di tempo, vero è che... Sì, prego. Chiedo scusa se l'ho interrotta, no, volevo prendere spunto proprio da questo per fare un discorso sulla macchina comunale, anche quindi sugli operai, sui funzionari, gli impiegati, eccetera. No? Perché lei la conosce bene, no? Sa di che cosa parla. Esatto. Posso parlare perché l'ho frequentata per una quasi 30 d'anni anche questa. Tutto sarà... I nostri programmi, eccetera, riusciranno a trovare compimento esclusivamente se la macchina verrà riorganizzata, perché attualmente tutti i comuni hanno grossi problemi, perché c'è mancanza di personale che va in quiescenza non viene sostituito, se non in piccola parte. Non è più appetibile fare l'impiegato comunale, mentre prima era un posto che dava continuità, sicurezza, perché era tempo indeterminato, eccetera. Adesso i giovani un po' lo snobbano e quindi si fa fatica, pur facendo i concorsi, non sempre, in alcune realtà vedo anche che è successo anche a noi che i concorsi vanno deserti, quindi bisognerà anche qua trovare delle soluzioni, soprattutto in campo regionale, anche perché la regione, in pratica c'è uno spostamento verso la regione da parte di tutta quanta l'apparato pubblico e un impoverimento dei comuni. Andrebbe fatto un po', grazie alla regione, un intervento in senso opposto, insomma, perché sennò veramente tante realtà si troveranno in grossa difficoltà. Immaginiamo, infatti, quindi è questa anche la difficoltà in cui si trovano i comuni. Ci siete passati anche voi a grado. Allora, per quanto riguarda invece le notizie che troviamo sui giornali, proprio di oggi la firma che fa partire l'iter per quanto riguarda i vigili del fuoco, no? A Valle Le Cove, era un provvedimento atteso questo, vero, dall'isola? Dal 2017. Dal 2017. La firma di quella, anche perché attualmente utilizzano una parte della sede municipale di Via Leopardi dove ci sono i vigili dell'ufficio tecnico, però è una parte anche all'interno del centro, quindi se c'è da fare un intervento, spostare i mezzi, eccetera, può diventare poco agevole. Partire dalla zona del cimitero secondo me è molto più comodo, e poi c'è anche la possibilità di dotarli di una struttura definitiva per le loro esigenze. Chiaro. Tornando invece ai problemi poi di ripascimento dell'arenile, ne parlava prima, anche dopo le mareggiate, anche voi avete avuto insomma danni, in particolare per quanto riguarda Grado, meno ovviamente per la furia delle onde come c'è stato qui a Trieste, ma più forse per l'acqua alta, no? Danni anche all'interno. No, abbiamo avuto problemi dell'acqua alta, ma abbiamo avuto problemi di erosione della sabbia. No? Erosione della sabbia, quindi entrambi i fenomeni. Viene portata via e quindi bisogna poi procedere al ripascimento, andarla a trovare in mare, quindi va scavata. Il problema poi c'è che questa sabbia va analizzata, quindi si perde tanto tempo per adempiere a tutte le procedure, no? Sì. Per cui poi il nostro territorio è molto vasto, perché al di là dei problemi che si trovano in centro a Grado, c'è il problema delle frazioni. Ci sono le due frazioni di Fossallone e di Boscat,
che se il consorzio non fa la manutenzione in maniera corretta degli argini ci troviamo con i campi allagati, quindi anche poi col discorso del cuneo salino, quindi l'arrivo dell'acqua di mare che crea notevoli danni alle colture. Perché non dimentichiamo Fossalon e Boscato prevalentemente agricoli, no? Come assolutamente diciamo, sì, ci tenevo anche a dire che sì, ci sono tanti problemi a grado, ma anche le frazioni vanno ascoltate, perché la frazione di Boscate comincia ad avere pochi residenti, sono rimasti una quarantina di persone, però anche loro hanno delle problematiche soprattutto in campo sociale. Fino a qualche tempo fa c'era un infermiere che passava almeno una volta alla settimana, adesso non c'è neanche questo, quindi per qualsiasi necessità sono costretti a prendere la macchina e venire a grado. La popolazione anche là è particolarmente anziana, perché i giovani se ne sono andati visto che non trovavano lavoro, per cui è un servizio che andrebbe ripreso assolutamente. Per quanto riguarda Fossalon invece c'è da fare a spada tratta la difesa degli istituti, dei plessi scolastici. Ecco, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, c'è questa protesta, no, dei residenti per l'accorpamento, se non mi ricordo male, di un istituto, dell'unico in realtà plesso, no, scolastico assolutamente sì, con San Canziani e Pieris. Fossalon ha fatto una raccolta di firme perché lamenta da parte delle amministrazioni comunali precedenti una mancanza di attenzione, e quindi hanno deciso, hanno protestato dicendo che sarebbe opportuno per loro trasferire i bimbi verso Fiumicello piuttosto che rimanere a grado. Questo secondo me è stata un po' una provocazione. Abbiamo poi cercato anche di parlare con i sottoscrittori di questa raccolta firme, cercando di far capire i problemi che ci sono e la vicinanza del comune che farà tutto il possibile per difendere la scuola. Il problema è che non ci aiuta è il discorso della denatalità, che è un problema diffuso anche questo in Italia, quindi se nascono pochi bimbi a un certo punto poco si può fare. È di recente che in una scuola in Francia hanno iscritto 4 pecore per poter garantire il numero legale alla sussistenza, pur di mantenere in un comune agricolo la presenza scolastica, che comunque è vitale per la popolazione, è vitale, per la difesa del territorio, no? Assolutamente, però appunto spero non si arrivi questo in quel di grado, in particolare appunto nella frazione di Fossalon. C'è, come diceva prima, però anche il problema del mantenimento, poi proprio della manutenzione, no? Della sicurezza degli argini. Da questo punto di vista si fa abbastanza, secondo lei? Viene fatto abbastanza? Bisogna fare di più? No, bisogna assolutamente fare di più. Va trovato un protocollo, dei canali preferenziali con il consorzio per addivenire agli sfalci, assolutamente, e la cura degli argini, perché sennò ci sono grossi problemi, assolutamente. Anche di recente c'è stato il problema di una frana, un'arteria abbastanza importante di collegamento all'interno di Fossalon è rimasta bloccata per un paio d'anni, quindi comportando tutta una serie di problematiche sia per quanto riguarda l'attraversamento dei mezzi agricoli che anche per la comunità e per il raccordo, anche perché non dimentichiamoci che Fossalon è molto vasta e la distanza da casa a casa in alcuni casi è di 500-600 metri, quindi le distanze sono notevoli. Basta il bus che porta a casa i bambini dalla scuola ci impiega mezz'ora, per dire, no? Per fare il giro di tutti quanti. Quindi... Allora, andiamo a vedere anche la vignetta che il nostro Marco Inglaro ci invia quotidianamente. Questa volta è dedicata alle lezioni anche a grado. Ci sono 2 personaggi che leggono il giornale nell'acqua. Dice: fa finta di niente, sarà un sondaggista. Questo inquietante, misterioso spione che cerca di carpire, insomma, le intenzioni di voto. Ringraziamo anche Marco Inglaro per la vignetta spiritosa, ma tornando alla questione del turismo, c'è anche in ballo naturalmente, e anche qui è un tema annoso a grado, la questione delle terme. A che punto siamo e qual è la sua idea, in particolare quella della sua coalizione? Sì, attualmente ci sono stati fatti e si faranno in breve ulteriori lavori sulle terme vecchie.
Sono stati realizzati nuovi inalatori, è stata rimessa un po' a punto tutta quanta la struttura e quindi questo è una cosa buona. Però assolutamente questo non risolve il problema anche dell'allungamento della stagionalità. Devono partire le nuove terme che da anni sentiamo parlare, però non si è mossa una pietra. Attualmente ci sarà la realizzazione adesso a fine stagione di un parcheggio di servizio appunto per le terme e speriamo che si riesca ad addivenire con la Regione ad accordi per capire, anche perché il pallino in mano ce l'ha la Regione, capire quali sono le intenzioni e cosa voglia fare, insomma, anche perché è tempo anche di rimettere a posto tutta quell'area retrospiaggia che se rimane così è comunque un brutto segnale che diamo al turista. Forse è un po' uno spazio sprecato, dice assolutamente. E un'altra cosa che mi stavo dimenticando sarebbe anche mia attenzione a ripristinare magari con numeri minori però le sabbiature che una volta portavano tanto lustro a Grado e in questi tempi purtroppo sono state abbandonate per tutta una serie di motivi eccetera, ma secondo me sarebbe importante riprendere e dare almeno un piccolo reparto, perché c'è comunque richiesta da parte di tanti utenti. Ecco, perché lo ricordiamo, insomma, erano particolarmente rinomate, no? le sabbie di Grado proprio per questo tipo di cura. Fino a quali anni è rimasto, insomma, in piedi questa fama? Fino agli anni '80, anche dopo c'è stato un duplice problema. Il discorso che le passava la mutua, poi la mutua non le ha passate più, quindi è un problema di costi, e anche il fatto che c'erano diciamo la prima classe e la seconda classe, quindi c'era una differenziazione, no? Negli anni poi questa differenziazione è venuta meno e quindi anche questo ha creato un po' di fastidio nell'utenza. Attenzione anche, immagino, a tutti gli operatori, non soltanto turistici, commerciali, insomma tutti coloro che lavorano poi, no, all'interno del tessuto produttivo di Grado. Ha raccolto particolari richieste da questa fetta dell'imprenditoria locale? Ma questa fetta, allora, il grosso problema per Grado, da quello che ho sentito parlando con gli operatori, è trovare personale e soprattutto dare alloggio al personale, perché come anche è un problema un po' generalizzato a Grado anche per i nostri giovani eccetera, il mercato immobiliare da un lato ha portato bene a Grado, nel senso che i prezzi degli immobili, i valori catastali sono particolarmente alti, quindi c'è dal punto di vista economico sicuramente un pregio avere un immobile a Grado. Dall'altro diventa difficile per le giovani famiglie comprare casa. Per quanto riguarda poi gli operatori che vorrebbero trovare un affitto calmierato, in stagione diventa difficile, perché preferisce il proprietario utilizzare l'immobile per la fittanza estiva piuttosto che con prezzi ben diversi a settimana, certo, piuttosto che darlo per un mese, 2 mesi a un operatore, insomma, no? E questo è il problema. Diciamo che da ottobre a marzo trova facilmente anche a prezzi tutto sommato abbordabili, però nel periodo estivo si fa fatica. Si fa fatica, quindi di solito vengono ricercati magari lavoratori che abitino nelle vicinanze, no? Quello è un limite, immaginiamo, perché insomma sappiamo che nel settore proprio turistico, ristorazione eccetera sono sempre di meno anche qui i giovani che hanno intenzione di intraprendere questo tipo di lavoro, no? Anche qua per un quacervo di cause. Certo. Paga o tante ore, mancanza di giorni liberi o si lavora il sabato e la domenica chiaramente, per cui non è semplice. Allora, una telefonata in arrivo, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, quasi Gianni che non parla di politica. Buongiorno Gianni. Saluto lei, dottoressa, e saluto il signor augurandolo una buona campagna elettorale. Ma mi domando al signor se sa che la parola mula deriva dal vostro dialetto mamula. Non so se lei la sa, perché se casca le prime 2 lettere se resta mula. Per afaresi se cascada.
E per noi la nostra mula, le bellezze di Trieste, le mule di Trieste, deriva proprio dal vostro dialetto. Questo chiaro. volevo dirvi, la sa perché lo telefona? Siccome l'aveva parlato della defunta, delle sabbie che ha fatto quelle, allora mi sono stato stimolato e la scusi le mie monade, la sa. Ma no, quali monade, Gianni, è stato monade. molto carino invece a ricordarci questa particolarità. Sì, lo sapevo. questa è una... per motivi che si chiama mula, ma adesso non vado ad andare avanti, ma però Okay. il dialetto, no? Il dialetto vostro è così. Che fa Noi che avevamo copiato, che avevo tirato via le due prime parole, ma ed è resta la mula. La mula. Questo. Va bene, grazie Gianni, insomma è stato carino anche per me è un ricordarci. arricchimento, insomma, anche oggi ho imparato qualcosa che non conoscevo. Ha imparato qualcosa di nuovo, fra l'altro il termine mula insomma fa sempre sorridere, no? Mula o mulo insomma fa spesso sorridere anche nel resto d'Italia, però dice signor Gianni deriva da mamula, si dice così in gradese, no? Mamola, sì, Mamola, la ragazza, ok. insomma. Mamola. Ragazza, insomma, quindi evidentemente ha ragione il signor Gianni. Come ricordava appunto la tradizione di appunto bagno, spiaggia, inizialmente poi dell'Austria, no? Anche Sì. è tuttora la preferita dai turisti stranieri, dai turisti austriaci sì. in modo particolare. Ancora così? Ci sono Sì, anche sì, assolutamente. nuovi Abbiamo turisti? avuto proprio, si è chiuso due giorni fa il congresso medico della Camera di Medicina austriaca, che viene fatto 2 volte all'anno, all'inizio della stagione, fine stagione, che porta a grado, riempie in pratica a grado di famiglie di medici austriaci che vengono per fare il congresso, ma anche per beneficiare assieme alla famiglia di un attimo di svago e per stare assieme, insomma. Anche perché apprezzano da sempre la nostra isola, devo dire sinceramente. È vero. Insieme agli austriaci però ci sono anche i nuovi turisti, sempre dall'estero, continua ancora l'ondata, diciamo così, di turisti dall'est europeo. C'è ultimamente lo spostamento è verso l'est, ci sono cecoslovacchi, polacchi, rumeni, all'inizio russi, adesso poi con la guerra un po' meno, però ci sono stati per un paio d'anni diversi russi che hanno poi anche comprato casa a grado, quindi ci sono proprio cercato di stabilizzare, eccetera. Per cui sì, adesso poi ci sarà anche da capire come funzionerà il nuovo hub di Ryanair, no, con le nuove rotte, perché potrebbe esserci la possibilità di avere ancora qualcosa da altri mercati. Allora, siamo davvero in conclusione di questa puntata e siamo davvero agli sgoccioli per quanto riguarda la campagna elettorale. Le chiedo ancora un'ultima non dico appello agli elettori, ma comunque un motivo anche per andare a votare, no? In questo appuntamento elettorale importante di rinnovo del Consiglio Comunale per quanto riguarda Grado, ma anche poi per le europee, insomma, sono insieme le 2 votazioni. Sì, io assolutamente in ogni incontro, eccetera, dico sempre e concludo dicendo che la cosa più importante è andare a votare, poi la scelta è personale, quindi ognuno vota in base ai propri interessi, le simpatie nel paese, si cerca di scegliere anche la persona, eccetera, eccetera, però l'importante è andare a votare perché è un diritto dovere che va preservato, assolutamente. Ai miei futuri, spero, amministrati dico sempre che è come affidare la vostra casa per 5 anni a un amministratore, no? Quindi cercate di scegliere in maniera più consona secondo quelle che sono le vostre aspettative, tutto qua. Benissimo, grazie a Giuseppe Corbatto, candidato della coalizione di centrosinistra del comune di Grado. Grazie, in bocca al lupo per le votazioni e torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste o in grazie a voi e o buona in presenza. Grazie molte a lei e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito quest'oggi. Sveglia Trieste torna domani puntuale alle 7 del mattino. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie.